sabato, ben ritrovati con la prima edizione di Antenna 3. Come sempre abbiamo tante cose di cui raccontarvi e di cui parlare nel corso di queste 2 ore e mezza. In primo piano naturalmente, come sempre, la cronaca, ma poi ci sarà spazio per parlare ampiamente della siccità, un allarme destinato a crescere con il passare dei giorni e con l'assenza di precipitazioni. Addirittura le ultime notizie parlano di una primavera già in arrivo da mercoledì, con temperature in aumento. Parleremo poi della giornata mondiale dell'obesità con una dietista e infine un focus sul servizio di accoglienza delle persone transgender in Veneto, con i dati dell'associazione che si occupa proprio di questo. Ma partiamo, come detto, con la cronaca, con un maxi sequestro di cocaina in una nave al porto di Marghera, e poi parleremo anche di sicurezza, torneremo a parlare di sicurezza a Mestre. Tutto questo insieme al nostro Filippo Fois con Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, un autentico maxi sequestro quello che è stato compiuto dalla Guardia di Finanza nel porto di Venezia. Si tratta di 23 kg di cocaina che sarebbero valsi al mercato all'incirca 4 milioni di euro. Sono stati trovati dai finanzieri abilmente, devo dire, occultati in un vano per il controllo dei macchinari di un cargo battente bandiera maltese che proveniva dal Mar Nero, era passato attraverso la Turchia e la Grecia. All'interno di questo vano c'era un borsone che era addirittura parzialmente sotto un bel livello d'acqua, che conteneva questo quantitativo molto grosso che è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza. Noi non sappiamo dove fosse diretto, presumibilmente una parte poteva essere diretta proprio al mercato dell'eroina di Mestre. Noi ci troviamo in questo momento in via Piave e siamo anche in compagnia, e la ringraziamo della sua disponibilità, dell'assessore Elisabetta Pesce, assessore alla sicurezza del Comune di Venezia. Sappiamo che il mercato dell'eroina è piuttosto e tristemente fiorente in questo comune. Questa è una buona notizia, quella che ci arriva dal porto, che poi si va a sommare con una densa attività di repressione di questi reati, in cui c'è un comitato interforze di cui fa parte la polizia locale. Tra poco vedremo anche i ragazzi che stanno girando l'unità cilofila della polizia locale assieme ai carabinieri e alla polizia. Sì, sicuramente questo è un segnale importante di lavoro interforze, che oggi la Guardia di Finanza abbia fatto questo maxi sequestro. Stiamo lavorando sul territorio in maniera assidua, stiamo cercando di contrastare il più possibile con tutti i mezzi il contrasto allo spaccio degli stupefacenti e della droga. Proprio ieri è stato arrestato da parte della polizia locale e portato oggi davanti al giudice un nigeriano spacciatore, oltre al fatto di 32 espulsioni che sono state fatte in questi mesi, che ha dato un forte segnale nel territorio. Quindi dobbiamo continuare, grazie ai carabinieri, alla Polizia di Stato e alla nostra polizia locale, per il lavoro che stanno facendo sul territorio. Mestre deve essere controllata. Lo è stato confermato anche da alcuni partecipanti della grossa manifestazione che si è tenuta qui la settimana scorsa, i quali ci hanno detto, proprio alcuni degli esercenti che stanno qui in via Piave, effettivamente certe facce non le abbiamo più viste. Quindi le espulsioni ci sono. Chiaramente si tratta di un lavoro molto complesso, perché il problema arriva da lontano, c'è anche forse un certo disagio sociale da combattere, soprattutto per quello che riguarda i consumatori. Sì, comunque i servizi sociali sono sul territorio. Noi abbiamo istituito un progetto che si chiama Stop and Go. Di notte passano gli assistenti sociali, cercano di intercettare chi fa uso di spaccio e di sostanze stupefacenti, e vengono portati in un locale dove possono dormire, rifocillarsi ed avere anche un primo contatto con il sociale, per poi eventualmente farli entrare in percorsi recupero. Poi naturalmente c'è anche un altro mercato, diciamo, un po' più alto, cioè il professionista benestante che arriva qui da mezzo Veneto per acquistare. Lì c'è il DASPO, e se il DASPO forse non fa effetto per qualcuno che magari non è in regola e non potrebbe neanche stare in Italia, diciamo, per altri lo fa. Sì, abbiamo fatto 300 DASPO, soprattutto ai clienti. Questo è uno strumento che aiuta a tenere lontano le persone, perché alcuni benestanti che acquistano droga si trovano in difficoltà poi vedersi segnato sul casella penale del reato. Sì.
Certo, quindi ai cittadini cosa possiamo dire in conclusione di collegamenti? Avere un po' di pazienza, forse. Certo è difficile fare i conti con una realtà che a volte può mettere paura, però insomma l'impegno c'è. No, riconosciamo il disagio, riconosco io personalmente il disagio che ci sono in queste zone ed è proprio per questo che il nostro impegno è massimo in tutti i livelli e anche da parte di tutte le istituzioni. Continueremo ad andare avanti così, chiedendo anche magari una maggiore normativa a tutela della cittadinanza. Grazie all'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia Elisabetta Pesce, buon lavoro. Noi prima di salutarci vi ricordiamo anche quella che è la notizia del giorno, vale a dire il sequestro di 23 kg di cocaina nel porto di Venezia da parte della Guardia di Finanza. Per ora da Mestre è tutto, linea allo studio. Grazie a Filippo Fois, a Sandro Ponchio e grazie all'assessore per questi aggiornamenti. La cronaca ci porta in provincia di Treviso con l'ennesimo grave incidente stradale accaduto alle 7 di questa mattina. Siamo a Cordignano in via Palù, un trentenne ha perso il controllo dell'auto per cause ancora in corso d'accertamento ed è finito in un fosso a bordo strada. È scattato l'allarme, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del SUEM, intubato sul posto e portato con l'elisoccorso in ospedale a Treviso. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto per i rilievi e la ricostruzione del sinistro i carabinieri. Ed è stata trovata priva di vita giovedì sera nella casa del quartiere di Città Giardino a Padova, dove viveva con la madre una studentessa di 23 anni, Livia Magani, studentessa della facoltà di lettere. Era figlia dell'ex soprintendente alle belle arti, al paesaggio e all'archeologia di Padova, ora nuovo soprintendente di Venezia, Fabrizio Magani. La ragazza è stata trovata esanime nella sua camera. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del SUEM, per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Primi esiti dell'autopsia sul corpo, e restiamo a Padova, del 18enne Edoardo Zattin, morto durante un allenamento di box. La procura ha aperto un'inchiesta per la morte del 18enne Edoardo Zattin, lo studente deceduto dopo un allenamento di box. L'autopsia svolta nelle scorse ore ha stabilito che il 18enne è morto per un trauma cranico sopra l'orecchio sinistro che ha provocato sanguinamento, ma resta da capire dove e come si sia procurato quel trauma e se poi le conseguenze siano state fatali. Ci vorranno circa 2 mesi per conoscere nel dettaglio tutti gli esiti degli esami svolti durante l'autopsia e solo in quel momento si potrà avere un quadro chiaro della situazione che ha portato alla morte del giovane Edoardo. Il ragazzo il 22 febbraio era andato nella palestra di Monselice per l'allenamento e sembrava stare bene. Il ragazzo però è caduto a terra dopo essersi soffiato il naso da cui perdeva sangue. Secondo l'allenatore, i ragazzi che si stavano allenando con lui non ci sarebbero stati pugni. Arrivato in ospedale, il ragazzo, ricoverato in neurochirurgia, è stato subito operato per trauma cranico, ma purtroppo è morto il giorno dopo. E adesso andiamo a Treviso, dove ci sono per noi Lina Paronetto insieme a Renato Capoia per aggiornarci sull'ennesima aggressione ad un dipendente MOM, un controllore MOM. È accaduto a Castelfranco, ad aggredirlo un giovane che era stato trovato senza biglietto. Buongiorno Lina e buongiorno al tuo ospite. Se riesci a inquadrare la scritta. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sono con Antonio Ventura, che è il delegato di categoria della CGIL per quanto riguarda i trasporti e il personale che lavora in questo ambito. Dicevi bene, c'è stata l'ennesima aggressione, in questo caso un pugno in faccia che ha ricevuto un controllore della MOM. Siamo nella Castellana, la linea era quella Castelfranco-Crespano, in particolare a una fermata di Loria sono saliti alcuni passeggeri. Un giovane di origini straniere si è presentato evidentemente sul bus senza biglietto. Alla richiesta di presentare i documenti si è rifiutato e a quanto pare ha sferrato questo pugno in faccia a un controllore che, tra l'altro, fatalità è lo stesso, che a giugno scorso ci aveva rimesso un menisco in una sorta di pestaggio da parte di una banda di ragazzini. Dunque lavoro, lo sappiamo, quello degli accertatori, dei controllori, degli autisti, molto delicato, soprattutto negli ultimi anni. Si cerca di fare il massimo, no, Antonio, anche in termini di tutele, di strumenti per garantire la sicurezza di questo personale, ma non è semplice e questi episodi purtroppo si ripetono.
Sì, sicuramente non è semplice, però quello che noi abbiamo chiesto, da ultimo abbiamo fatto un incontro in prefettura mercoledì, fatalità proprio qualche giorno fa, proprio per provare ad ampliare, come dire, il numero delle istituzioni, comunque dei soggetti, ecco, diciamo così, dei soggetti coinvolti nella questione. Perché per noi è basilare partire dal presupposto che un lavoratore, come in tutti gli altri settori, si sensibilizza molto nel settore dell'industria, dell'edilizia, dove purtroppo gli infortuni sul lavoro sono all'ordine del giorno, anche in maniera grave, però riteniamo che in qualche maniera ci sia una percezione sottovalutata del fenomeno invece per quanto riguarda gli autisti del trasporto pubblico, e parlo sia di ferrovie che di trasporto pubblico locale, quindi MOM nel caso specifico, perché invece i numeri stanno aumentando in maniera esponenziale, e quindi ci stiamo riflettendo e cerchiamo di capire insieme appunto con tutti i soggetti coinvolti, in primis MOM ovviamente, ma anche le istituzioni che devono in qualche maniera attuare delle modalità per cercare di reprimere questo fenomeno che appunto, come dicevo, sta aumentando in maniera esponenziale, e quindi in qualche maniera riteniamo necessario che un quid in più su quelli che sono i ragionamenti fatti fino ad oggi venga fatto. Quindi una riunione in prefettura proprio in questi giorni, fatalità, però noi abbiamo la cronaca che incalza in questo senso. Che enti si possono coinvolgere? Al di là delle forze dell'ordine c'è chiaramente anche un problema educativo. Sì, sicuramente. Noi infatti in quella riunione, dove erano presenti il prefetto, il vicario del questore, il comandante provinciale dei carabinieri, abbiamo riscontrato in parte un'apertura, come dire, una disponibilità a un dialogo che possa portare a individuare degli strumenti ulteriori. E quello che noi riteniamo forse sia ulteriormente necessario e in parte al momento sottovalutato è un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, e mi riferisco ad esempio alla scuola, nel senso che poi gli utenti di oggi, perché in gran parte sono studenti, ma anche di domani quando saranno lavoratori e cittadini, sono appunto quelli che oggi formiamo nella nostra scuola, e io ritengo che un'attenzione particolare vada fatta in quel campo. Ecco, un'ultima battuta: c'è da aver paura ad andare al lavoro sugli autobus? No, per fortuna non è così, nel senso che anche il prefetto in qualche maniera abbiamo avuto, come dire, un incontro, in qualche momento anche un leggero, non dico scontro, però divergenza di opinioni, perché giustamente il prefetto fa riferimento al fatto che anche le forze dell'ordine sono quelle che sono, nel senso che ovviamente ci ha detto: io non è che posso mettere un carabiniere o un poliziotto su ogni autobus, e noi questo lo comprendiamo perfettamente. Però, ripeto, riteniamo che sia necessario un ulteriore sforzo. Benissimo, allora io ringrazio Antonio Ventura della CGIL per questo contributo, e Francesca, ti restituiamo la linea. Grazie mille a Lina Panoretto, grazie a Renato Capoia e grazie anche alla testimonianza dei sindacati su questo ennesimo fatto di violenza a bordo dei mezzi MOM. Tra pochissimi istanti andremo ad Anguillara per capire se ci sono aggiornamenti sulle ricerche dei 2 dispersi nel fiume Gorzone. Vedo Valentina Visentini insieme a Francesco Rattai che sono pronti, vedo anche dei movimenti alle loro spalle. Valentina, buongiorno, raccontaci come sta andando. Francesca, purtroppo abbiamo appena avuto la conferma ufficiale, ci ha parlato in lacrime il comandante dei Vigili del Fuoco di Padova, Cristiano Cusin. Sono stati ritrovati i corpi senza vita di Valerio Buoso, 75 anni, precipitato con l'auto dentro al fiume Gorzone, e del poliziotto Domenico Zorzino che si è gettato in acqua per salvarlo. Una scena straziante quella che ci hanno raccontato i Vigili del Fuoco, perché il poliziotto stringeva ancora, come prevedono le procedure di salvataggio,
salvataggio il corpo dell'anziano, quindi aveva fatto tutto nel dettaglio seguendo le procedure di soccorso. Prima aveva allertato con una chiamata i numeri di emergenza e poi si è gettato in acqua senza esitazione. Aveva estratto l'anziano dall'auto e lo stava portando a riva, quindi molto probabilmente è morto nel tentativo proprio eroico di salvarlo. I corpi sono stati ritrovati ad una decina di metri da dove era stata ripescata l'auto, quindi a poca distanza. Lo hanno ritrovato i sommozzatori dei vigili del fuoco, che sono davvero scossi, una comunità distrutta dal dolore, perché sia Domenico che Valerio erano molto conosciuti qui in paese, e soprattutto questo poliziotto che non ha esitato a lanciarsi in acqua e salvare il suo vicino di casa. I familiari sono appena arrivati, li abbiamo visti correre pochi minuti fa nel punto dove si sono concentrate le ricerche, perché abbiamo subito visto i vigili del fuoco che hanno richiamato l'attenzione dei carabinieri e dei poliziotti in quel punto che adesso il collega Francesco Ratai sta inquadrando. I corpi erano rimasti incagliati, il soccorso, insomma le ricerche sono durate da ieri pomeriggio fino ad oggi, non semplice perché il fiume si è abbassato, è di 2,5 metri, ma è molto fangoso e quindi la visibilità era scarsa. Si procedeva a tentoni con un sistema addetto a pendolo, cioè il sommozzatore cercava passo passo e poi l'altra barca, la Idra, con lo scanner sonar per individuare qualche presenza di corpi. Il ritrovamento è stato fatto dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che ora stanno cercando di recuperare le salme. Chi erano purtroppo Domenico Zorzino e Valerio Buoso lo ricostruiamo nel nostro prossimo servizio. Da bravo poliziotto, prima di tuffarsi in acqua ha allertato i numeri di emergenza. Una macchina è finita nel fiume. Poi Domenico Zorzino, 50 anni, agente del reparto di prevenzione crimine della questura di Padova, si è gettato senza indugio nel Gorzone e ha cercato di salvare Valerio Buoso, 75 anni, che tutti in paese chiamano Stefanin. Quando i soccorsi sono arrivati in via Camatte ad Anguillara, hanno trovato il cellulare del poliziotto lungo l'argine. Un testimone ha raccontato di averlo visto mentre si buttava per cercare di estrarre il corpo del conducente dall'abitacolo. L'auto di Valerio Buoso, ripescata dai vigili del fuoco, era vuota. Non si esclude che Domenico Zorzino sia riuscito ad estrarre l'anziano, ma che poi entrambi siano stati sopraffatti dalle acque gelide del fiume Gorzone. Ora un intero paese è sotto shock. Domenico e Valerio erano conosciuti, abitavano a pochi metri di distanza uno dall'altro. E sul posto, Francesca, come vedi, sono arrivati anche tante pattuglie, tanti poliziotti del reparto prevenzione crimine, il reparto della questura di Padova dove era in servizio Domenico Zorzino. Ieri l'uomo era libero dal servizio, stava facendo una passeggiata qui lungo l'argine con i suoi 2 cani quando ha assistito alla scena e non ha appunto esitato a gettarsi nel fiume per tentare di salvare Valerio Buoso. C'era quasi riuscito e poi invece purtroppo le acque gelide del fiume non gli hanno lasciato scampo. C'è tanto dolore, tanta commozione qui in questo tratto di argine, perché abbiamo visto lo stesso comandante dei vigili del fuoco quando ci ha raccontato pochi secondi fa il ritrovamento. La scena era davvero incredibile, perché Domenico Zorzino era riuscito ad estrarre dall'auto Valerio Buoso. Particolarmente scossa la sindaca di Anguillara Veneta, Alessandra Buoso, che conosceva direttamente tutte e due le vittime, e c'era purtroppo la speranza era già finita questa mattina, perché le lunghe ore in acqua, quella che vedete adesso che sta inquadrando il collega Francesco Ratai, è l'auto di Valerio Buoso, che è stata ripescata subito dopo l'incidente, e i corpi sono stati ritrovati a 10 metri di distanza. Ma sentiamo le parole della sindaca di Anguillara Veneta, Alessandra Buoso. Ed è un momento davvero molto difficile. Difficilissimo per tutta la comunità, e vi posso assicurare che Anguillara è triste oggi. Lei conosceva sia il poliziotto Domenico che Valerio? Entrambi. Domenico ovviamente ha un rapporto di amicizia con tutta la sua famiglia, e invece l'altra persona è anche mio diretto parente, perché è primo cugino del mio papà.
Un poliziotto che ha messo a rischio la sua vita proprio per salvare un anziano è stato un gesto veramente fortissimo, di una forza incredibile. Che ha dato la sua vita per tentare di salvare una persona, ma Domenico era così e voglio dire innato, faceva il lavoro, faceva il poliziotto e aveva dedicato la sua vita per salvare la vita delle altre persone e l'ha messa a rischio e purtroppo non è andata bene. Qui ci sono i suoi colleghi e sono momenti davvero strazianti perché c'è un grande affetto intorno a lui. Tantissimo, tantissimo, la comunità di Anguillara, tutta la polizia. Domenico era una persona che si faceva amare e si faceva voler bene. È sempre stato disponibile, è sempre per tutto, per tutti, qualsiasi cosa, dalle associazioni al calcio, al suo lavoro. Se poteva fare qualcosa per aiutare gli altri l'aveva sempre fatto. E le ripeto, non sono parole scontate che si dicono in questo, no, è veramente così. Valerio, conosciuto in paese, secondo lei cosa può essere successo? Un malore? Si è capito come mai è finito con la macchina nel canale? Purtroppo adesso informazioni precise non si possono dare e ovviamente neanche io voglio dire ciò che non so perché non sarebbe corretto nei confronti di nessuno. Sento anche la famiglia, visto che insomma comunque suo parente, la famiglia di Valerio. Sì, ci sono tutti i figli qui e anche la moglie, prima c'era anche sua sorella e ovviamente tutti stanno aspettando. In questo momento l'augurio è almeno di ritrovare i corpi e poi non lo so se magari c'è un miracolo, però siamo anche concreti sulle cose. E purtroppo il miracolo appunto non c'è stato, i corpi sono appena stati ritrovati, le squadre di soccorso si stanno tutte riavvicinando lungo l'argine del fiume Gorzone, adesso è arrivato anche il parroco di Anguillara per l'estrema unzione dei corpi e per portare una parola di conforto alle famiglie. Purtroppo appunto le ricerche si sono interrotte perché sono stati ritrovati i corpi di Domenico Zorzino e di Valerio Buoso. Poco fa i vigili del fuoco ci avevano spiegato come sarebbero andate avanti nelle prossime ore, ma insomma le ricerche si sono concluse a pochi metri di distanza da dove l'auto era finita nel canale. Da Anguillara Veneta è tutto, restituisco la linea allo studio con questo purtroppo drammatico aggiornamento. Grazie Valentina, grazie Francesco Arratai. Purtroppo le ultime speranze, quel miracolo a cui faceva riferimento la sindaca, si sono infrante di fronte al ritrovamento dei due corpi senza vita del poliziotto e dell'anziano finiti nel Gorzone. Il dettaglio, il fatto che il poliziotto fosse riuscito a portare ad estrarre fuori dall'auto quel vicino di casa che voleva soccorrere è un dettaglio ancora che rende la vicenda ancora più drammatica e straziante. Naturalmente poi questa sera nei nostri telegiornali vi daremo conto della cronaca della giornata, ma anche le voci delle tante persone, i colleghi della gente e poi i familiari che avevano raggiunto con la speranza di poterli ritrovare ancora in vita. Cambiamo pagina, parliamo di baby gang, reati tra i giovani. Presto al carcere minorile di Treviso potrebbero arrivare il ministro alla giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario Andrea Ostellari. Vogliamo dare più attenzione alla giustizia minorile, ha detto lo stesso Ostellari ieri a Belluno. La giustizia minorile, anche quella, è stata forse troppo spesso abbandonata. Purtroppo oggi ha una doppia funzione. Non solo quella quindi di eseguire, diciamo così, le sanzioni per chi ha sbagliato, ma io penso che sia fondamentale anche fare un ragionamento in tema di prevenzione. Vedi i fenomeni baby gang che dobbiamo assolutamente cercare di regolamentare. Ovviamente facendo cosa? Non tanto sbattendo in carcere i ragazzi, ma coinvolgendo loro e soprattutto direi le famiglie. I fatti di cronaca che si sono consumati anche recentemente a Nord-Est, e Treviso non fa eccezione, vedono troppo spesso protagonisti sempre più giovani, scuole vandalizzate come al Da Vinci e Palladio, aggressioni, l'ultima Alturazza ai danni di un 17enne accoltellato da un 16enne, l'invasione non sempre pacifica di bande di ragazzini nel centro città, rieducazione certo, ma per i casi più estremi sembra inevitabile guardare all'entrata a pieno regime del carcere minorile annesso alla casa circondariale
circondariale di Santabona, i cui lavori di ristrutturazione sono terminati nei giorni scorsi dopo le rivolte dell'aprile 2022 che lo avevano reso inagibile. Il carcere minorile sarà riaperto a breve. È una anche quelle delle nostre priorità e fa parte delle deleghe di cui mi sto occupando. Sullo sfondo restano i timori dei sindacati di polizia che lamentano la carenza ormai cronica di personale che riguarda ovviamente Santabona nel suo complesso. Presto potrebbe arrivare lo stesso ministro Carlo Nordio, accompagnato proprio da Ostellari. Farò una visita anche lì, ovviamente stiamo facendo visite in tutti gli istituti, io mi sto muovendo, ma so che anche gli altri miei colleghi si muovono e magari, perché no, potremo farla anche con il ministro, visto che siamo in quella città. E adesso andiamo a Sossano con il nostro Carlo Inghillari, che è insieme al sindaco, perché si attendono gli esiti dei rilevamenti effettuati dall'ARPAV sull'area dopo il devastante incendio in un'azienda tessile. Buongiorno Carlo e buongiorno al sindaco. Buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno al sindaco di Sossano, Enrico Grandis. Siamo qui nel suo ufficio, siamo venuti proprio questa mattina a trovarla per fare il punto dopo l'incendio devastante di ieri che ha colpito un'azienda del territorio, un'azienda tra l'altro importante, di tessuti, è andato tutto distrutto all'interno, ma quello che conta in questo momento per i cittadini è anche sapere qual è la qualità dell'aria. Da questo punto di vista sono state fatte delle analisi dell'ARPAV, stamattina sono arrivati i risultati? Sì, già ieri sera sono arrivati i primi risultati del campionamento fatto in loco ieri e come si prevedeva non c'è nulla di cui preoccuparsi. Quindi i campionamenti fatti in 3 punti diversi, uno in prossimità dell'incendio e gli altri in 2 punti del territorio vicini, non hanno rilevato particolari criticità, quindi hanno dato conferma delle indicazioni che si avevano già dalla mattinata di ieri. Quindi nessuna ordinanza sarà necessaria? No, non è stata emessa nemmeno ieri nessuna ordinanza, è stato emesso solo un comunicato, un avviso alla cittadinanza di tenere le finestre chiuse e di restare possibilmente all'interno degli edifici delle abitazioni, e poi già alle 13 di ieri è stata appunto inviato un successivo comunicato in cui si procedeva appunto con il ritorno alla normalità. Quindi insomma si è tornati alla normalità, tanto più oggi pienamente, certo però che bisogna ancora capire come è partita la prima scintilla. Sì, questi saranno approfondimenti dei giorni e delle settimane successive. Per quanto riguarda la salute pubblica sono stati fatti ulteriori campionamenti di cui avremo i risultati nei prossimi giorni più approfonditi, però ripeto non c'era da preoccuparsi ieri e tantomeno oggi. Sarà fatta un'ulteriore analisi sulle acque di lavamento, le acque usate per lo spegnimento dell'incendio, ma anche qua poi i prodotti da combustione insomma sembra che rientrino nella tollerabilità. Quindi insomma cittadini di Sossano state tranquilli, io ringrazio il sindaco Enrico Grandis e restituisco la linea allo studio. Grazie a voi. Grazie a Carlo Inghillari, grazie al sindaco di Sossano per questo importante aggiornamento per tranquillizzare i cittadini dopo l'incendio di ieri. Tra pochissimo apriremo l'ampia pagina per parlare di siccità. Ho già visto in collegamento, lo saluto, il direttore della CIE del Veneto Maurizio Antonini. Direttore, le chiedo proprio 2 minuti proprio d'orologio di pazienza, ho la pubblicità e poi arrivo subito da lei. Pubblicità tra pochissimo. Rieccoci in diretta, ricordo per chi si fosse appena collegato il tragico epilogo nelle ricerche dei 2 dispersi ad Anguillara Veneta. Lo ricordate, ieri sera un'auto si è inabissata nel fiume Gorzone, un poliziotto che stava transitando lì ha assistito alla scena e si è immediatamente tuffato per cercare di salvare l'automobilista. Erano subito scattate le ricerche proseguite fino a pochi minuti fa, quando i vigili del fuoco hanno recuperato a qualche metro di distanza i corpi
corpi senza vita dei due dispersi. Ogni speranza, quel miracolo a cui faceva riferimento nell'intervista della nostra Valentina Visentin, la sindaca Buoso di Anguillara, purtroppo si è infranto di fronte al recupero dei due corpi. Presenti i colleghi della questura di Padova e i familiari delle due vittime. Questa è la notizia di cronaca, l'ultimissimo aggiornamento, e come detto apriamo la pagina dedicata alla siccità. Presento nuovamente e ringrazio il direttore della CIA del Veneto, Maurizio Antonini. Grazie davvero per essere con noi. Direttore, buon sabato. Buon sabato a lei, grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Allora, un aggiornamento proprio di queste ultime ore. In Veneto a febbraio sono mediamente caduti 3 mm di pioggia, la media del periodo 1994-2022 di 60 mm. Gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale sono pressoché nulli, meno 96%, e sono stimabili in circa 46 milioni di metri cubi d'acqua. Per ritrovare una situazione simile bisogna tornare al 1997, allora i millimetri furono, pensate, leggermente superiori di 4 millimetri. Il dato emerge dal rapporto mensile sulla risorsa idrica in Veneto stilato dall'ARPAV e direttore, il vostro osservatorio riporta dati simili, cioè la situazione per quanto riguarda proprio gli utilizzi idrici e i distretti idrografici porta a una situazione davvero pesante in prospettiva poi del periodo primaverile estivo. Beh, guardi, è una situazione di drammaticità assoluta e queste precipitazioni sempre più scarse, basta solo capire che nell'ultimo anno sono piovuti meno 50 giornate rispetto all'anno precedente, quindi è una situazione di difficoltà e mette in difficoltà la portata di fiumi, meno 46% di portata nel Bacchiglione, meno 37% di portata nel Brenta, meno 26% dell'Adige e meno quasi il 70% del Po, creando oltre alle portate di fiumi anche una riduzione della falda e quindi una riduzione di quasi 1 metro di falda in meno rispetto all'anno scorso. Quindi una situazione, se l'anno scorso era una situazione difficile, oggi è una situazione drammatica. Fra qualche giorno iniziano le irrigazioni, il piano irriguo dei consorzi di bonifica e se la situazione è di questo tipo sicuramente non arriveremo ai primi di maggio per l'irrigazione, quindi avremo tutta l'estate con una situazione di difficoltà assoluta per l'irrigazione delle nostre produzioni agricole. Cioè una situazione che si prospetta essere peggiore rispetto al 2022, quando era già di per sé molto grave. Ricordiamo insomma quanto la siccità abbia pesato proprio sul vostro settore. Beh, guardi, l'anno scorso è stata una situazione di drammaticità assoluta, 1 miliardo di euro nel Veneto, quasi 7 miliardi di danni a livello nazionale, quindi una riduzione delle produzioni, ma non solo le produzioni vegetali, con anche la possibilità, necessità dell'aumento dei costi di produzione per i nostri allevamenti, per le nostre produzioni DOP, IGP e quindi anche le nostre produzioni delle vacche da latte, del latte, della carne, quindi una situazione di drammaticità in tutto il comparto agricolo. Quindi quando si parla di siccità si parla di queste situazioni di grande difficoltà di un settore che già oggi è in grosse difficoltà economiche e reddituali per quanto riguarda le nostre aziende. Intanto arriva un aggiornamento sul fronte meteo, primavera da mercoledì salgono le temperature, questo significa che le precipitazioni sono ancora ben distanti da portare un po' di sollievo, anche perché per colmare quel gap bisognerebbe che piovesse per un mese, forse anche di più, direttore. Si guardi, risolvere il problema oggi con le precipitazioni, speriamo che ne vengano tante, diventa difficile. Oggi deve esserci una politica che dia la possibilità di racimolare l'acqua. Basti pensare che solo dell'acqua piovana solo il 10% viene invasata su invasi e dare la possibilità alle aziende per l'irrigazione. Noi dovremo arrivare al 50% della possibilità di invasare l'acqua e quindi
ci deve essere una politica che dia la possibilità di fare grandi manutenzioni, grandi opere per gli invasi d'acqua, per dare la possibilità alle aziende di trattenere l'acqua quando ce n'è e quindi di utilizzarla nel momento di difficoltà. Cioè è necessario intervenire per evitare che che non venga dispersa nemmeno una goccia d'acqua. In tal senso è importante anche l'intervento dei consorzi di bonifica, e a loro soprattutto che vi rivolgete, oltre poi naturalmente ad interventi a più alti livelli, nel senso che saranno degli interventi nell'immediato per far fronte all'emergenza adesso, ma poi non si potrà più parlare di un'emergenza siccità, cioè i cambiamenti climatici, questo clima sempre più tropicale ci porterà a dover pianificare degli interventi nel lungo periodo. Sì, guardi, per fortuna abbiamo i consorzi di bonifica, ma anche loro fanno quello che possono fare, perché se poi c'è poca acqua loro la possono anche centellinare e dare in maniera precisa la possibilità dell'irrigazione, però se non c'è acqua non c'è acqua, e quindi dobbiamo intervenire con degli vasi precisi. Oggi la Regione Veneto la scorsa settimana ha fatto un piano conoscitivo per quanto riguarda i bacini di invaso, è stato presentato in giunta regionale e vi è la possibilità oggi di fare investimenti importanti. E questi investimenti devono andare sulla riutilizzazione delle ex cave, sono circa 17 le cave che si possono riutilizzare con un invaso di circa 44 milioni di metri cubi, altri invasi di pianura. Se sono previsti con i consorzi di bonifica altri 10 invasi di pianura e quindi la possibilità di invasare altri 5 milioni di metri cubi, e poi c'è tutta la parte della bacinizzazione dei corsi d'acqua con gli sbarramenti nei vari canali dei consorzi di bonifica che potrebbero dare la possibilità di un invaso di altri 5 milioni. Però vede, è un bel piano, qualcuno l'ha definito un piano Marshall. Oltre al piano, che quindi noi abbiamo ben chiaro cosa dobbiamo fare, ci vogliono anche i finanziamenti. Questo piano prevede circa 900 milioni, 1 miliardo di euro di investimenti, e questi investimenti di invasi non si fanno dalla sera alla mattina, sono invasi che vanno ben recepiti all'interno di vari territori e poi fatti. Quindi diciamo che questo è il primo passo, e oltre a questo ci devono essere anche i finanziamenti, non certamente da parte della Regione, anche da parte della Regione, ma soprattutto da parte del Ministero e quindi da parte dello Stato centrale, per dare la possibilità in maniera corretta, in maniera concreta, di trattenere l'acqua e quindi di fare questo tipo di investimenti utilissimi per quanto riguarda l'agricoltura veneta. Ha parlato lei inizialmente di quelli che sono i livelli dei fiumi. Preoccupa anche la mancanza di neve in montagna. Si parla dai vostri dati di un meno 49% delle risorse nivali. È vero che ha nevicato negli ultimi giorni, ma non a sufficienza. Parlava di 1 miliardo di euro di perdite l'anno scorso. Rischiamo di quest'anno avere lo stesso, se non forse anche di più, se continuerà così. Sì, guardi, sicuramente le aziende agricole con l'esperienza dell'anno scorso hanno riorganizzato l'attività anche culturale dei seminativi. Si è passati quindi dall'utilizzo del mais, sono portati sulle culture autunno-vernine perché necessitano meno di acqua, e quindi sulle culture del frumento, dell'orzo, però questo sicuramente non è sufficiente. 1 miliardo di euro era stato l'importo dell'anno scorso del danno che ha provocato la siccità solo nel Veneto. Quest'anno sicuramente questo importo aumenterà in maniera anche importante, quindi sicuramente viviamo un periodo veramente difficile per il settore agricolo, perché vede, oltre alla riduzione delle produzioni, quindi i danni concreti che oggi
si stanno subendo in agricoltura. Vi è anche un grosso problema che ha oggi il settore agricolo e anche il settore veneto soprattutto, che è quello della mancanza del reddito dei nostri agricoltori e quindi della non valorizzazione dei prodotti che utilizzano i nostri produttori. Quindi è anche questo uno dei grossi problemi che noi abbiamo. Quindi oltre ai problemi dei cambiamenti climatici, della siccità, abbiamo anche il problema che i nostri prodotti non vengono pagati in maniera corretta, non vengono pagati in base al costo che hanno di produzione e quindi quelli che oggi ci rimettono le nostre aziende agricole. Quindi lo diciamo sempre in questi casi, nel momento in cui manca un'azienda agricola non è che manchi anche la parte della produzione, ma manca anche quelle aziende che sono, diciamo, i primi elementi importanti all'interno dell'attività paesaggistica, dell'attività ambientale del nostro territorio. E quindi l'azienda agricola svolge anche attività ambientali e soprattutto svolge anche un'attività di paesaggio. E quindi ecco, importanza che gli agricoltori restino, però è un'importanza che è legata al reddito. Cioè manca il riconoscimento del valore del produttore, il valore appunto ambientale, ma anche identitario, perché poi sono prodotti che segnano l'identità di un territorio, di una regione. Assolutamente come quella del Veneto. Il Veneto ha una produzione lorda vendibile di un valore che si aggira intorno ai 7,5 miliardi di euro e quindi con 70.000 aziende e con circa 800.000 ettari di terreno che svolgono attività agricole. Quindi ecco, è un valore molto importante. Quindi su questo valore, su queste aziende agricole, tutto il sistema deve valorizzare la loro attività e dare la possibilità a loro di rimanere e fare agricoltura. Direttore, mi dica se ho capito male. Lei diceva che le aziende, visto l'esperienza dell'anno scorso, in qualche modo hanno rivisto anche le loro produzioni, si sono reinventati cercando delle produzioni adatte a quella che è la situazione climatica e della quantità di acqua necessaria. Quindi si sono un po' reinventate. Per un gioco forte bisogna far così. Sì, no, diciamo che si sono un po' rivisti i piani culturali, nel senso che il Veneto era da primis la prima regione d'Italia per la produzione del mais, però capiamo e sappiamo che il mais è una coltura che necessita anche di diversa acqua e quindi si sono riviste i piani culturali all'interno delle proprie aziende, spostando la produzione dal mais alle colture autunno-vernine e quindi alle colture che hanno meno necessità d'acqua. Quindi ecco, questo è uno degli elementi che incidono su questo, però nel momento in cui si incide su questo vi è anche la necessità di capire che il mais, ma soprattutto anche altre colture, danno la possibilità alle aziende, soprattutto le aziende zootecniche, di avere prodotto anche che ha un costo corretto. Nel momento in cui c'è una riduzione di queste produzioni, sicuramente vi sarà un aumento del costo di produzione per quanto riguarda i prodotti della zootecnia, come il prodotto del latte e anche carne, e quindi un aumento dei costi e quindi anche la necessità della valorizzazione dei nostri prodotti perché questi costi siano assorbiti. Assolutamente sì, e quindi quali potrebbero essere le produzioni che da qui ai prossimi anni vedremo caratterizzare il Veneto alle prese con la sete d'acqua? Guardi, sicuramente avremo la necessità, ma oggi gli agricoltori lo stanno già facendo, una riorganizzazione dei piani culturali e quindi non avremo le monosuccessioni come si suol dire, nel senso non si farà più mais su mais, ma si darà sempre più la possibilità di fare delle rotazioni all'interno dei propri appezzamenti delle proprie aziende agricole. Così facendo si migliora sicuramente l'ambiente, si migliora sicuramente l'agricoltura, ma anche vi è la possibilità di utilizzare anche sistemi irrigui adeguati e quindi sempre di più vi è la necessità di intervenire anche nell'irrigazione. Le aziende e anche i consorzi di bonifica si stanno adoperando su questo, cioè utilizzano sistemi di irrigazione cosiddetti plurirrigui che danno l'acqua nel momento in cui vi è la necessità dell'utilizzo dell'acqua per centellinare anche in quel caso l'utilizzo dell'acqua e quindi sempre di più abbiamo aziende molto evolute sotto l'aspetto anche della tecnologia e soprattutto evolute anche sotto l'aspetto dell'irrigazione.
Direttore, si andrà verso una razionalizzazione dell'irrigazione dell'acqua in agricoltura quest'estate? Assolutamente sì, ma guardi, c'è sempre stata una razionalizzazione dell'acqua in agricoltura. Il fatto è che oggi vi è la necessità di avere l'acqua nel momento in cui ci serve. Quindi gli invasi che abbiamo in montagna sì, servono sicuramente per le produzioni elettriche e servono anche per il turismo di quelle aree, ma però vi è la necessità di avere anche l'acqua da parte di questi invasi che molto spesso invece ci viene negata. Vede, in questi giorni c'è stato anche il tavolo tecnico a livello nazionale per la individuazione di un commissario straordinario che deve intervenire su questo, perché poi vedete, quando ci sono questi elementi anche di difficoltà, poi ognuno guarda il suo territorio, invece noi dobbiamo vedere un territorio complessivo, quindi dal Trentino al Friuli al Veneto e non solamente le nostre province o le nostre regioni. Quindi ecco, l'intervento anche da parte del commissario ci dovrebbe dare queste sufficienti garanzie per dare la possibilità di rilasciare l'acqua nel momento in cui serve. Ultima domanda, direttore, per capire se ci sono delle zone della nostra regione che soffrono questa mancanza d'acqua più di altre, proprio anche per le colture che le interessano. Beh, guardi, no, nel senso che purtroppo abbiamo una situazione generalizzata in tutte le aree e in tutte le zone. Solo per dare un esempio, nel 2022, l'anno scorso, è stata programmata sull'intera regione la siccità e quindi il problema idrico. Solo a Belluno, chiaramente per le colture a pascolo che c'è, quindi le colture di montagna, non è stato delineata l'area. Quindi se vogliamo delineare un'area forse è il bellunese, ma poi sono andati in difficoltà anche loro perché poi sicuramente i prati non hanno avuto quella sufficiente garanzia idrica e quindi sono andate in difficoltà anche le nostre malghe nel momento del pascolamento e quindi anche in quel caso poi c'è stato comunque di difficoltà. Comunque tutto il territorio regionale purtroppo ha questo problema della siccità. Direttore, intanto grazie davvero per averci fatto il punto preciso, aggiornato della situazione. Insomma, speriamo che si intervenga seguendo quelle che sono le indicazioni che arrivano proprio da voi e vedremo insomma come evolverà la situazione, sperando che arrivino le precipitazioni, anche se abbiamo detto non saranno sicuramente sufficienti. Grazie davvero al direttore CIA Veneto Maurizio Antonini, torneremo ad aggiornarci presto con lei per capire come prosegue la stagione. Grazie direttore. Grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Grazie davvero e buon sabato. Questa è la situazione. Tra poco avremo anche il presidente di Piave Servizi, perché qualche giorno fa c'è stata una importante riunione di tutti i gestori dei servizi idrici del Veneto a Villa Verla per fare il punto e per pianificare un piano, scusate il gioco di parole, proprio per far fronte alla situazione e garantire ai veneti la distribuzione dell'acqua. Capiremo in che cosa consiste questo piano e qual è la situazione emersa durante questo vertice a Villa Verla. Torniamo però alla cronaca, perché caccia ai banditi che giovedì sera hanno rapinato un negozio di alimentari a Refrontolo, puntando contro la titolare, una 81enne, una pistola. L'anziana è sotto shock, ieri però è tornata regolarmente al lavoro. In un video le immagini dell'arrivo della macchina dei malviventi pochi istanti prima di mettere a segno il colpo. In questo video, gli istanti prima della rapina, l'auto, una Uno bianca, arriva, parcheggia sul marciapiede a pochi metri dal market. Poi i malviventi, passamontagna sul volto, scendono dalla vettura. Uno di loro è armato di pistola. Entrano nel negozio e la puntano contro Edda Doro, 81 anni, la titolare e una sua dipendente. Sono attimi di terrore. Com'erano queste due persone? Tutte mascherate, guanti, erano tutti coperti col passamontagna, avevano solo gli occhi fuori. Quanta paura ha preso, signora? Non le dico quanta, non ho dormito stanotte naturalmente, però bisogna andare avanti.
Questa mattina Ed è tornata a lavoro, negli occhi ancora quelle immagini, la pistola e il rapinatore che le prende i soldi dalla cassa, non solo. E dopo, quando avevano preso i soldi, mi hanno detto la borsa dei soldi. Ma io allora ho detto, ma che borsa dei soldi? La borsa, si sono un po' seccati, la borsa dei soldi. Sono andata dentro, ho preso la borsa che ho dentro, che ho sempre dietro. L'ho aperta, ma quello con la pistola mi è venuto dietro, non è che sia rimasto qua. Quando ha visto la pistola, che cosa ha pensato? Ho pensato che non faccio niente, spero che non facciano niente. Un bottino che potrebbe aggirarsi intorno al migliaio di euro. Prima che facessero irruzione i due malviventi nel negozio era entrata una donna, una complice. Era nervosa, ci ha detto Ed, ha preso un pacchetto di sigarette, 2 gratta e vinci e poi è uscita. È probabile che fosse una complice questa ragazza? Certo, perché dopo questo signore che abita qua, che ha le telecamere, guardate ancora ieri sera, ha detto che ha visto che sembrava un ragazzo, ha detto, prima è scesa da questa macchina e è venuta dentro, è venuta a vedere com'era. Sul posto i carabinieri che stanno ora indagando per identificare i malviventi. Edda ci dice che andrà avanti, ma i suoi occhi cambiano quando pensa a quello che poteva accadere. Stamattina sono venuta un po' più tardi, invece che alle 6 erano le 6:20, ho aspettato che venisse un po' di chiaro e dopo continuiamo come al solito. Bisogna andare avanti lo stesso. Non so per quanto, perché questa roba qua Pensa di chiudere? Non so, non so, chiudere subito no, però una roba che ti fa un po'... Lascia il segno. Certo. Le parole naturalmente con la voce provata di questa anziana titolare vittima di una rapina nel suo negozio e la voglia di mollare di fronte a questa esperienza drammatica vissuta. Lasciamo per un attimo la cronaca, torniamo a parlare di siccità ma non solo. Saluto e ringrazio per essere con noi e gli auguro un buon sabato al Presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet. Grazie per essere con noi, Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, Presidente, lei era insieme a tutti i suoi colleghi, agli altri gestori dei servizi idrici del Veneto a Villa Verla qualche giorno fa. Sul piatto che cosa avete discusso, ma soprattutto partiamo dall'origine del problema. Stiamo parlando di siccità, ne abbiamo parlato con gli agricoltori che ci hanno delineato una situazione davvero drammatica, peggiore probabilmente del 2022 quando già era pesante questa carenza d'acqua, precipitazioni, piogge in pianura che non si vedono perché insomma le piogge dei giorni scorsi non fanno testo e neve in montagna che manca. E risorse idriche che sono davvero al di sotto dei livelli solitamente che si registrano in questo periodo dell'anno, perché ricordiamo che siamo ancora in inverno. Beh sì, lei ha riassunto proprio perfettamente quella che è la situazione, una situazione di siccità che la testiamo tutti i giorni quando scendiamo in giardino e mettiamo i piedi sulla terra secca, già in una stagione dove tradizionalmente invece le piogge erano frequenti. E se a questa sommiamo anche la siccità dell'anno scorso che conosciamo tutti quanti, vuol dire che l'effetto raddoppia. E ho chiesto anche ieri ai miei ingegneri quando sono stato in azienda se piovesse quanto dovrebbe piovere, è un auspicio. E mi dicono sì Presidente, dovrebbe piovere 3 mesi, ma quello che piove adesso lo vedremo nelle fonti di pianura a settembre-ottobre. Quindi il messaggio è chiaro, dobbiamo abituarci a convivere con una situazione climatica e un ambiente che non è più quello di 30 anni fa e quindi dobbiamo cercare, al di là degli sforzi dei gestori, cercare anche noi come semplici cittadini di tradurre in abitudini virtuose le necessità che abbiamo per fare in modo che questo servizio possa continuare ad essere un'abitudine consolidata.
Presidente, una domanda secca prima di venire proprio a quelli che sono i temi dell'incontro di Villaverla. Si è parlato già da qualche settimana di un possibile razionamento dell'acqua nelle case dei cittadini in Italia. Per far fronte a questo era una ipotesi paventata anche l'anno scorso, ricordo, e poi fortunatamente non è stato necessario, ma potrebbe essere una ipotesi che si concretizzerà nel 2023 alla luce di questa situazione? Allora, per la nostra realtà vengo a tranquillizzare lei e a tranquillizzare tutti gli ascoltatori. Non c'è allo stato attuale un'ipotesi di razionamento, perché comunque il sistema delle fonti regge, perché comunque abbiamo messo, gli anni scorsi abbiamo studiato un sistema di soccorso, perché anche se ci sono delle realtà, penso al Pedemonte, dove anche le fonti sono ormai in fase ci stanno seccando, ma abbiamo un sistema di soccorso che ci garantisce il perfetto funzionamento delle forniture. Tant'è vero che i nostri cittadini non si accorgono di niente. È logico che se questa situazione dovesse continuare a perdurare, dovremo comunque mettere in essere tutta una serie di provvedimenti, dalle ordinanze sul consumo a scopo irriguo, dalle ordinanze sul razionamento per determinati usi, sottolineo per determinati usi, che ci consentano di continuare a fornire l'acqua in maniera regolare e ordinaria. Ricordo che purtroppo ancora adesso, durante la fase estiva, abbiamo casi di utilizzo dell'acqua potabile, quindi acqua che è equiparabile a quella minerale che compriamo ai supermercati. Abbiamo delle persone che la usano per irrigare il giardino, per lavare la macchina e quant'altro. Questo credo che con le situazioni attuali di questi anni non possiamo più permettercelo. Probabilmente servirebbero delle ordinanze tutto l'anno, Presidente, sull'utilizzo dell'acqua, visto che i cittadini da soli non ci arrivano, mi permetta questa considerazione del tutto personale. Forse sarebbe più un salto e un passo culturale, aiuterebbe. Adesso i consumi sono regolari, i consumi che registriamo sono sotto controllo e permettono pure in una fase di siccità come questa di non avere grossi problemi. I problemi si inizieranno a porre nei mesi di maggio e giugno, dove si toccano i picchi più alti di consumo. Ciò non toglie che tutto il sistema di investimenti messi in campo negli anni scorsi, sia per il controllo delle perdite sia per il sistema delle fonti, abbia dato i frutti sperati, e quindi in una condizione anche di siccità come questa ci permette di rimanere relativamente tranquilli. Ecco, questa è una risposta importante proprio all'appello degli agricoltori, che non vada sprecata nemmeno una goccia d'acqua, e questo insomma è una risposta che lei ha dato ben chiara su quelli che sono stati gli interventi fatti in questi anni in tal senso. Sì, assolutamente sì. Mi permetta di fare un altro piccolo esempio. Abbiamo in realtà purtroppo anche quelle delle piscine domestiche. Si faceva durante il convegno si faceva una stima che una piccola piscina domestica consuma come 80 nuclei familiari. Quindi si immagini che per riempire una piscina in una via uso la stessa acqua che usa l'intero quartiere della città. Quindi sono cose che purtroppo con questa fase ambientale non possiamo più permetterci probabilmente. Proprio quel cambio culturale a cui lei faceva riferimento. E allora veniamo all'incontro, a questo vertice a Villaverla. È stato portato avanti un lavoro iniziato non di recente, nel 2019, per un piano, un Water Safety Plan, proprio per far fronte a delle eventuali carenze proprio alla luce dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, insomma della situazione attuale che stiamo vivendo e che non si può più definire d'emergenza, ma che ormai sarà lo stato dell'arte, quindi un perdurare da qui ai prossimi anni. Sì, è fondamentale lavorare in sinergia, lavorare insieme. Noi abbiamo messo a fattor comune già le nostre risorse intellettuali. Viveracqua lavora con dei gruppi di lavoro appunto di tecnici, di studiosi che mettono a fattor comune le varie conoscenze sviluppate dai singoli gestori.
Il piano della sicurezza dell'acqua, io lo declino in italiano perché così tutti lo capiscono in maniera più agevole. Il piano della sicurezza dell'acqua ti consente di gestire anche fasi critiche in maniera organizzata, per evitare che se no sempre all'italiana poi vengano fatti dei provvedimenti che lasciano il tempo che trova. L'acqua non conosce confini regionali, provinciali, non conosce confini di gestore, quindi è un problema che dobbiamo cercare di gestire assieme. La realtà italiana è estremamente diversa sulla gestione dell'acqua. Abbiamo condizioni virtuose come la nostra, per esempio, sia in termini di costo al metro cubo, sia in termini di perdite, sia in termini di continuità e qualità del servizio. Noi ricordo che Piave Servizi si è classificata nona su 250 a livello italiano, però abbiamo altri 2250 gestori che non sono neanche entrati nella classifica perché sono fuori graduatoria, non hanno neanche la conoscenza dei parametri per essere valutati dall'autorità. Quindi abbiamo nel panorama nazione, nel panorama paese, abbiamo veramente la diversità e abbiamo aree del paese in cui la continuità del servizio non esiste. Noi per fortuna, grazie alla lungimiranza dei nostri padri gestori e anche alla programmazione che abbiamo in essere, riusciamo comunque a gestire questi momenti di crisi con un moderato ottimismo. Ciò non toglie che servono, uno, il cambiamento culturale, senza questo non possiamo fare niente, e due, servono maggiori investimenti, e su quello mi consenta di aprire una breve parentesi, perché i maggiori investimenti possiamo farli con due strade diverse, o aumentando la tariffa oppure usufruendo, mettendo in cassa dei soldi della fiscalità generale, quindi soldi che possano derivare dallo Stato, dagli enti pubblici, dall'Unione Europea, per fare investimenti. Tra l'altro gli investimenti nel mondo dell'idrico generano un indotto che è notevole per tutto il territorio. Si pensi che quando un euro investito da Piave Servizi nel territorio genera volano per i 2/3 all'interno delle province di Treviso e Venezia, quindi vuol dire tradurre questi soldi in reddito per le nostre aziende e quindi per i nostri cittadini. Quindi tutto questo discorso per dire che abbiamo bisogno di investire e fa bene investire sull'idrico. Presidente, questo piano di sicurezza dell'acqua in qualche modo analizza quelli che potrebbero essere i possibili rischi di fronte ad una siccità prolungata, di fronte ad un altro tipo di problema, ad esempio un malfunzionamento, uno sversamento irregolare, insomma quelli che potrebbero essere gli incidenti di percorso, per poi analizzare gli interventi, collaudare un sistema di intervento immediato. Sì, è fondamentale fare un lavoro di questo genere perché ci permette avere un piano di gestione del rischio, ci permette di capire in maniera semplice cosa fare nel momento della crisi, perché altrimenti quando la crisi arriva tutti si muovono in maniera disordinata e non si risolve, non si attacca il problema perdura, anzi si aumenta. Quindi il fatto di monitorare i rischi, di monitorare costantemente le risorse idriche e il trend stagionale ci consente di affrontare momenti di crisi come questa sapendo anche quali possono essere le contromisure. Immagino che questo tavolo sarà destinato a proseguire, nel senso che è un lavoro che continuerete voi come gestori idrici del Veneto. Già i gestori idrici del Veneto lavorano costantemente mettendo a fattor comune le risorse intellettuali di ricerca all'interno del consorzio Viveracqua, che è diventato un laboratorio, uno dei pochi casi in Italia di questo esempio, un laboratorio nei quali le esperienze vengono condivise.
e ovviamente mettendo a fattor comune le esperienze possiamo cercare di risolvere problemi sia a Rovigo sia a Belluno, per capirci. E quindi è inevitabile che dobbiamo continuare a lavorare sul tavolo di Viveracqua, oltre che per il piano di gestione del rischio, ma anche il Water Safety Plan, ma anche per sviluppare le tecnologie, per reperire i finanziamenti per realizzare gli investimenti. Ricordo che ci sono state solo l'ultima emissione di bond per realizzare investimenti ha visto gli operatori del Veneto tramite Viveracqua portare a casa 250 milioni di euro che sono stati tradotti in investimenti, quindi in acquedotti, in fognature, in depurazione. Quindi benissimo il tavolo sul Water Safety Plan, ma anche continuare a lavorare tutti quanti assieme. Ci aspettiamo anche che lo Stato faccia la sua parte, soprattutto lo Stato centrale, perché la Regione è già dalla nostra. Ci aspettiamo che anche lo Stato faccia la sua parte. Siamo rimasti, devo dire la verità, un po' delusi dal PNRR perché le risorse messe in campo per la sicurezza idrica sono state irrisorie. Questo è abbastanza indicativo sulla percezione della situazione che viviamo, insomma, alla luce di questa siccità permanente. È da dire che poi questo piano sarà comunicato, validato non solo dalla Regione Veneto, ma anche dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità per essere applicato a tutti gli acquedotti veneti. Potrebbe diventare però anche un esempio per le altre realtà italiane, proprio perché lei diceva la siccità non conosce confini di comune, di provincia, di regione. Ma sì, noi siamo un benchmark di riferimento, i nostri gestori sono un punto di riferimento per le realtà italiane, ma dico di più anche per le realtà europee. Abbiamo dimostrato di saper gestire bene le risorse, di essere efficienti perché riusciamo con tariffe basse, tra le più basse d'Italia, a realizzare investimenti e garantire la continuità del servizio. Ricordo che in varie province d'Italia il servizio idrico è completamente razionato, cioè si ha il servizio a fasce orarie e soprattutto in varie fasce d'Italia abbiamo gli sversamenti, non abbiamo fognature, abbiamo sversamenti a cielo aperto nel 2023. Questo non è più possibile. Soprattutto il servizio idrico è un esempio di come il federalismo a certe latitudini, il federalismo funzioni, perché è totalmente sulle spalle, il servizio idrico integrato è totalmente sulle spalle del territorio e dove si dà la possibilità di gestire questo servizio al territorio, i nostri territori, indipendentemente dalle varie forme, lo gestiscono in maniera efficiente e questo non lo attesto io, che sono il presidente di una dei 12 gestori veneti, ma lo attesta l'autorità, che è un ente autonomo e indipendente. Insomma, i gestori stanno facendo la loro, c'è bisogno di un intervento istituzionale ad alti livelli, ma anche, l'ho detto lei Presidente più volte, un cambiamento culturale, nel senso che in questa partita i cittadini giocano un ruolo di punta fondamentale e speriamo insomma, che di fronte anche, lo ha detto lei, basta andare in giardino e capire quale situazione, si faccia più attenzione nell'uso quotidiano di questo bene sempre più prezioso che è l'acqua. Presidente, io la ringrazio davvero tantissimo per il suo intervento e torneremo ad aggiornarci man mano che passeranno i mesi per capire il lavoro che farete, che dovrete fare a fronte della siccità che purtroppo insomma, caratterizzerà anche questa estate 2023. Grazie ad Alessandro Bonet, Presidente di Piave Servizi, buon lavoro e buon fine settimana, Presidente, grazie davvero. Grazie a voi. Allora io mi faccio il nodo e fazzoletto, verrò a ritrovarvi, spero di portare magari un po' di brutto tempo, questa volta magari lo dico come auspicio quello di portare brutto tempo. Assolutamente sì, torneremo ad aggiornarci insieme a lei e sperando appunto di avere dal cielo buone notizie. Grazie Presidente, buon lavoro, buon sabato. Grazie, buon lavoro anche a lei. Grazie davvero. Saluto tutti gli ascoltatori. Grazie Presidente Bonet, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco.
Rieccoci in diretta, vediamo insieme la prima pagina del Gazzettino Online che riporta la notizia che vi abbiamo dato in tempo reale, in diretta, insieme alla nostra Valentina Visentin. Le foto, eccole, delle 2 vittime della tragedia di Anguillara Veneta. L'automobilista 70enne è finito con la sua auto ieri sera nel Gorzone e la foto dell'agente della questura di Padova che dopo aver assistito alla scena non ci ha pensato 2 volte, si è gettato nelle acque del fiume per tentare di salvare quello che era il suo vicino di casa. Purtroppo però le speranze di ritrovare in vita i 2 si sono infrante intorno alle 12:20 di questa mattina, quando Valentina Visentin ci ha confermato, dopo aver sentito il comandante dei Vigili del Fuoco di Padova in lacrime, che ha raccontato che i 2 corpi senza vita erano stati recuperati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nelle acque del fiume a diversi metri di distanza dal punto in cui l'auto si era inabissata, e dunque la notizia è subito arrivata, le tante persone che si erano radunate lungo l'argine del fiume, tanti colleghi dell'agente, del poliziotto, i familiari dell'anziano che hanno visto le speranze infrangersi contro poi la realtà dei fatti, e dunque l'epilogo più tragico di questa vicenda che vi abbiamo raccontato in diretta questa mattina direttamente da Anguillara Veneta. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in provincia di Treviso, perché non ci sono solo furti e rapine in abitazioni. Adesso torna in azione la banda specializzata in colpi ai danni di auto di grossa cilindrata. Negli ultimi giorni i raid registrati a Mogliano e a Roncade, l'allarme è lanciato da furti in corso. Stanno depredando di notte, per adesso abbiamo le segnalazioni di Roncade e Mogliano Veneto, la fanaleria davanti in versione LED ovviamente di Audi, Volkswagen, BMW. Da Mogliano a Roncade, passando per Oderzo e Casier, si moltiplicano gli episodi di auto di grossa cilindrata prese di mira da bande specializzate nel furto di componentistica, colpi messi a segno in pochi minuti. Tira via tutto e crea danni di migliaia di euro alle persone, anche in un paio di casi dentro purtroppo il recinto di casa. Diverse le segnalazioni arrivate in queste settimane a furti in corso, vetri in frantumi, paraurti divelti, buchi al posto dei fanali, questo quello che trovano i malcapitati proprietari all'indomani. L'associazione mette in guardia i cittadini con il presidente Demma, che non risparmia una battuta ironica sulla situazione dei furti nella Marca. Chiediamo ovviamente l'intervento abbastanza tempestivo delle forze dell'ordine con un paio di pattuglie in più, perché ovviamente ahimè, come sempre, visto che tutta la situazione funziona bene, furti non ce ne sono e va tutto bene, poi ci troviamo a dover fare i conti con le tasche nostre e di tutti quanti. Ieri in tribunale a Treviso, seconda udienza preliminare del processo per la morte di Mattia Battistetti, del 23enne morto nel 2021 in un incidente sul lavoro a Montebelluna. Il giudice ha accolto quasi tutte le parti civili. Prossima udienza il 3 maggio a porte chiuse. Adesso siamo riusciti a portare a casa qualcosa per fortuna per il nostro figlio che è morto sul lavoro. Ti tengo a precisare che, visto che qua tanto nessuno sa il danno per cui siamo qui in tribunale oggi è la morte di un ragazzo di 23 anni mentre lavorava. Ucciso sul lavoro! Mentre stava lavorando! Sul lavoro, perché c'è stata la negligenza di qualcuno e questo deve urlato fuori dal tribunale. Abbiamo poco da dire, stiamo zitti, non stiamo zitti un bel niente! Mattia è stato ucciso! Uno sfogo tra i corridoi del Tribunale di Treviso al termine della seconda udienza preliminare del processo per la morte nell'aprile 2021 di Mattia Battistetti in un incidente sul lavoro a Montebelluna dopo essere stato travolto da un carico di 15 quintali sganciatosi da una gru. Uno sfogo, quello di mamma Monica e della sorella Anna, dettato dal dolore lacerante per la morte di Mattia, arrivato dopo qualche momento di tensione in aula tra le 2 donne e uno dei legali difensori. Questa seconda udienza prettamente tecnica è stata segnata da una prima parte con
gli avvocati della difesa che hanno sollevato una serie di eccezioni sulla costituzione come parti civili di CGIL, CISL, AMLI e Associazione Mendez, facendo leva sui contenuti degli statuti anche alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia. Il giudice, dopo essersi ritirato per oltre un'ora per analizzare la documentazione, ha ammesso tutte le parti civili ad eccezione dell'Associazione Mendez, una decisione accolta dai familiari con un applauso. Le parti civili, in particolare la famiglia, è stata ammessa se non c'è stata neanche un'eccezione da parte di controparte, non abbiamo avuto nessuna discussione. Sui sindacati c'è stata discussione, ma sono stati ammessi tutti meno un'associazione di Bologna, e quindi il processo prosegue esattamente come deve proseguire. Nel corso dell'udienza, di fronte alla richiesta di uno dei legali difensori di prendere in esame l'istanza di incidente probatorio presentata lo scorso 24 gennaio, è stata rilevata la necessità di integrare il contraddittorio con la citazione dei responsabili civili. Entrambe le questioni potrebbero essere discusse il prossimo 3 maggio nella terza udienza fissata dal giudice in Camera di Consiglio, dunque a porte chiuse. C'è la discussione sul contenuto delle eccezioni e delle istanze delle parti in udienza preliminare, quindi la prossima sarà l'udienza di discussione. Anche per l'incidente probatorio? Probabilmente sì, anzi sicuramente sì, prepareremo anche quello. Provincia di Vicenza con i controlli straordinari antidroga a Montecchio Maggiore. I carabinieri per 2 giorni hanno eseguito pattugliamenti e posti di blocco nei punti sensibili segnalati dai cittadini. Montecchio Maggiore. Uno spacciatore nigeriano di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri in flagrante mentre aveva una dose di eroina in mano e altre 11 nascoste con sé e una dose di cocaina. L'autorità giudiziaria di Vicenza ne ha convalidato l'arresto, condannando l'uomo in sede di rito direttissimo a 8 mesi di reclusione con pena sospesa. L'arresto è avvenuto nei pressi della piscina comunale, nell'ambito dei controlli del territorio da parte degli uomini dell'Arma. Per 2 giorni 6 pattuglie e 11 militari hanno setacciato il territorio comunale con posti di blocco e pattugliamenti dinamici, eseguendo complessivamente 41 controlli. Individuati inoltre 6 soggetti per cui verrà valutata la possibilità di proporre misure di prevenzione, mentre un cittadino indiano è stato segnalato come consumatore di stupefacenti alla prefettura di Vicenza. Ieri mattina nel cortile del liceo scientifico Jacopo da Ponte a Bassano una veglia toccante per ricordare Tommaso Fabris, il 17enne ucciso dalla meningite. Il canestro, la grande passione di Tommaso e tutti loro, i compagni, le compagne, insegnanti, personale scolastico, dirigente del liceo scientifico che frequentava il 17enne, strappato alla vita da una meningite fulminante, stretti in un corale abbraccio per salutare l'allievo modello, l'amico, il fratello e dirgli ancora una volta: grazie Tommy, ti vogliamo bene. Un cortile composto, un cortile colmo di lacrime, di silenzio. Perché nessuno riesce a capire, spiegare, accettare che un ragazzo come Tommaso possa non esserci più. Muore giovane chi è caro agli dei, dicevano gli antichi greci, per cercare di dare un senso a un dolore troppo grande per essere compreso dalla ragione. Proprio la frase che è stata ripresa dai rappresentanti di istituto per darsi forza a vicenda, darsi un perché a una realtà che non ha spiegazioni razionali. Nelle scorse ore l'autopsia sul corpo del 17enne, inserata la firma del magistrato del nulla osta per la sepoltura, e lunedì pomeriggio al Pala 2 di Bassano il funerale. Sono attese tantissime persone, oltre ai familiari, amici e compagni di scuola, di pallacanestro, gli storici della compagnia di Tezze sul Brenta, il paese dove viveva con i genitori e il fratello. Intanto studenti e studentesse sono più che mai legati, più che mai vicini, e in cielo, verso il sole, vengono lanciati palloncini azzurri e bianchi per dire a Tommy per sempre.
L'economia, partiamo con i dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che rileva come continuino a diminuire i prestiti bancari alle piccole e micro imprese. Tra il 2021 e il 2022 gli impieghi vivi alle aziende con meno di 20 addetti sono scesi di 5,3 miliardi di euro, pari al meno 4,3%. Lo stock complessivo dei prestiti erogati a questo segmento di aziende è passato da 124 a 118,7 miliardi di euro. Sentiamo le parole di Paolo Zabeo, responsabile del centro studi CGA di Mestre. Per contrastare il peso delle tasse, il boom degli affitti, la concorrenza del commercio online, c'è bisogno di liquidità. Senza quest'ultima, la scia di chiusura iniziata più di 10 anni fa è destinata a proseguire e a pagare il conto non saranno solo i dipendenti e i titolari dei piccoli negozi e delle botteghe artigiane che perderanno il lavoro, ma ne risentirà anche la qualità della vita di ognuno di noi, perché avremo periferie e centri storici meno vivibili e più insicuri. E poi c'è la decisione dell'Unione Europea di rinviare il voto sulla direttiva con la quale dal 2035 dovrebbero essere messe a bando le auto a diesel e benzina. La notizia è arrivata ieri dal deputato della Lega all'Europarlamento Gianangelo Boffa, poche ore dal lancio a Belluno, prima in Veneto, dell'iniziativa proprio del Carroccio di lanciare una raccolta firme nelle piazze il 17 e 18 marzo prossimi. Stop alla vendita di auto, benzina e diesel dal 2035. La presidenza svedese dell'Unione Europea ha deciso di rimandare la decisione in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri, fissata per il prossimo 7 marzo. Il Coreper, questo l'acronimo del comitato che svolge un ruolo cardine nel processo decisionale dell'Unione, tornerà sulla questione a tempo debito, ha comunicato via social uno dei portavoce della presidenza, mentre negli stessi minuti la Lega a Belluno, in anteprima regionale, lanciava la sua campagna contro la direttiva che imporrebbe, stavolta il condizionale d'obbligo, la messa al bando delle auto a motore convenzionale. Per il Carroccio una scelta sbagliata e un azzardo preoccupante, soprattutto sotto il profilo sociale. L'auto elettrica oggi non è un prodotto ancora maturo, non se la possono permettere tutti, e in una realtà come il Veneto, con antropizzazione molto diffusa, dove l'auto è di fatto necessaria, diventa un bel problema. E poi il tema dell'indotto. In Veneto moltissime aziende lavorano per i più noti marchi in Europa e nel mondo per la produzione di componentistica. Abolire l'auto convenzionale rappresenterebbe un problema economico, senza scordare, spiega Bottacin, che l'auto elettrica non è a impatto zero. Per produrre quei materiali che poi servono per le batterie e per i motori, dal punto di vista ambientale è parecchio impattante. Che poi lo facciano i cinesi che non rispettano le norme ambientali mi preoccupa un pochettino, perché poi l'aria non segue i confini amministrativi, e quindi questo è un tema. Poi c'è l'altro tema che l'auto elettrica, io attacco la spina, ma bisogna capire come viene prodotta l'energia elettrica, perché se produco l'energia elettrica bruciando carbone. Un rinvio della decisione sulla messa al bando di auto, benzina e diesel dal 2035 non equivale ad una cancellazione della norma. Per questo la Lega conferma la sua netta opposizione e apre una raccolta firme ai gazebo e online il 17 e 18 marzo. Le prime apposte sul modulo, quelle di Bottacin e del segretario provinciale della Lega De Bernardin. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e la gente. Dobbiamo essere capaci di tornare partito a livello popolare. Questa è la nostra forza. Insomma. Ha detto la Lega si lega al territorio, si deve legare al territorio. La Lega, lo dice anche lo stesso nome, deve essere legata al territorio, lo abbiamo fatto per tanti anni. Ci fermiamo, c'è il meteo e poi la pubblicità tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Anticiclone in rimonta, ci attende un weekend con il bel tempo e un clima tutto sommato mite. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 4 marzo. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, cielo da poco nuvoloso a sereno. Occasionalmente, durante le ore più fredde della giornata, non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità, specie sulla bassa pianura. Temperature in aumento, minime comprese tra 1 e 3 gradi, massime invece oscillanti tra i 12 e i 15 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà soleggiato e il cielo si presenterà sereno o velato, sulla costa venti di brezza. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime tra i 12 e i 14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un cielo soleggiato solo con qualche velatura innocua. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati in diretta. Oggi 4 marzo è la giornata mondiale dell'obesità. Ne parliamo insieme alla dottoressa Rosaria Amabile, dietista dell'USL 4 Veneto Orientale. Buongiorno dottoressa e grazie davvero per essere con noi. Buon sabato. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. Allora, dottoressa, iniziamo subito con i dati, i numeri che sono sempre freddi ma che in qualche modo ci aiutano a capire quella che è l'impatto del problema per quanto riguarda la vostra ULSS, l'ULSS 4. Sì, in questa giornata appunto che è un'occasione importante per parlare di obesità e anche portare la popolazione a conoscere qual è la differenza tra obesità e sovrappeso, i numeri sicuramente sono importanti. In Veneto abbiamo dei numeri che sono delle percentuali di circa 19% di bambini in sovrappeso e 5% di bambini obesi. E sicuramente una percentuale che comunque è migliore rispetto alla media nazionale, però comunque allarmante perché secondo le previsioni da qui al 2035 è probabile che circa la metà della popolazione sia sovrappeso o obesa. E noi all'interno della USL 4 Veneto Orientale abbiamo un servizio dietetico appunto dove io lavoro in qualità di dietista in cui valutiamo i pazienti, gli utenti che afferiscono tramite richiesta del medico specialista ospedaliero. E sicuramente è importantissima la collaborazione multidisciplinare con le varie figure implicate all'interno del trattamento di questa patologia. È una condizione che oggi come oggi la popolazione sottovaluta, nel senso che è stato visto che in seguito alla pandemia da Covid-19 le persone credono che l'obesità sia causata principalmente dalla pandemia. In realtà, come è ben presente, è causata soprattutto dallo stile di vita e da fattori che sono anche genetici, fattori endocrino-metabolici, fattori ambientali. Per quanto riguarda lo stile di vita, nella nostra ULSS appunto facciamo un lavoro sulla valutazione delle abitudini del paziente all'interno del servizio dietetico o anche all'interno del SIAN. Il servizio dietetico alimenti e nutrizioni, il servizio igiene alimenti e nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della USL 4. È un lavoro che viene fatto sul paziente inteso come totalità della persona, quindi viene preso in carico a livello medico e poi inviato a noi dietisti. Sicuramente è un lavoro da fare anche con la collaborazione della famiglia, sia nel caso di pazienti adulti, ma anche e soprattutto nel caso di bambini, no? Di bambini più piccoli, che è stato visto appunto da queste indagini, come ad esempio la sorveglianza occhio alla salute, che molto spesso non consumano la prima colazione oppure ad esempio saltano alcune abitudini comuni come ad esempio fare una merenda adeguata di frutta, non consumano adeguate porzioni di verdura e soprattutto purtroppo solo un bambino su 10 svolge regolare attività fisica quotidiana. Quindi è importantissimo in questa giornata andare a sensibilizzare la popolazione su questi temi, tenendo presente che è
è un compito, diciamo, che spetta un po' a tutti, dalle istituzioni ai professionisti sanitari, alla famiglia, ai genitori nel caso dei bambini. E quindi appunto... Dottoressa, Sì. mi perdoni, io faccio un attimo un passo indietro, chiedo scusa se l'ho interrotta, perché lei giustamente ha detto spesso si confonde il sovrappeso con l'obesità. Qual è la differenza? È una questione di chilogrammi sulla bilancia o c'è qualcosa in più? Bene, è una domanda interessante, giustamente, perché avevo sorvolato. Dunque, ad oggi il parametro per stabilire il sovrappeso o l'obesità utilizzato è l'indice di massa corporea. È una formula che viene utilizzata, forse è molto comune, si vede anche spesso, peso diviso altezza espressa in metri al quadrato, e si può fare questo calcolo con una calcolatrice, oppure ad esempio andando in farmacia ci sono delle bilance anche che fanno il calcolo automatico. E quando l'indice di massa corporea è superiore a 25 ma inferiore a 30 si parla di sovrappeso. Quando invece è superiore a 30 si parla di obesità, che comunque ha una stadiazione per gradi, quindi primo grado, secondo grado e così via. A questo proposito volevo infatti specificare anche che noi all'interno della USL 4 trattiamo anche pazienti candidabili alla chirurgia bariatrica, quindi questi pazienti vengono inviati presso il presidio ospedaliero di Portogruaro. Quindi comunque viene fatto un lavoro, diciamo, di team, di equip, per trattare al meglio questa patologia, quella che oggi appunto è considerata da poco tempo una malattia, e sempre tenendo in considerazione comunque tutti gli aspetti, come dicevo prima, che i fattori che sono implicati, quindi anche fattori magari psicologici, fattori ambientali. Vedo che state facendo passare ad esempio delle immagini, e quindi mi viene in mente come anche sia indispensabile lavorare sull'ambiente, l'ambiente obesogeno. Si parla di ambiente obesogeno, cioè un ambiente a cui noi siamo continuamente sottoposti, che ci porta a consumare ad esempio bevande o zuccherate o cibi dal punto di vista nutrizionale di scarsa qualità, mentre cibi che sono invece cibi ad alta densità energetica. Poi ovviamente, sempre come dicevo prima, lo stile di vita è contemplato all'interno di queste indicazioni, quindi garantire comunque un minimo di movimento, di attività fisica, come stabiliscono le linee guida, soprattutto nei bambini, è essenziale. A proposito di linee guida, noi abbiamo fortunatamente questo strumento molto utile, le linee guida per una sana alimentazione nella popolazione italiana, che ad esempio stabiliscono che la porzione minima di frutta e verdura da consumare al giorno è di 5 porzioni. E purtroppo dalle statistiche risulta che queste porzioni sono consumate da una bassissima percentuale della popolazione italiana. Fortunatamente in Veneto la percentuale è migliore, comunque in ogni caso è sempre una percentuale che è scarsa. Ecco, dunque, dottoressa, lei diceva prima spesso si dà la colpa alla pandemia. La domanda che io volevo farle legato proprio alla pandemia è per capire se avete visto, dopo quel periodo di chiusura forzata in casa, soprattutto dei più piccoli, dei ragazzi che hanno reinventato la propria vita stando naturalmente seduti, spesso a contatto con i videogiochi, quindi con una sedentarietà forzata che però, ci raccontavano anche degli psicologi, poi si è prolungata, che quando poi è stato possibile ritornare alla vita normale. Quindi c'è però in qualche modo un collegamento tra le abitudini di vita adottate per forza durante la pandemia e i casi di obesità? O anche se non ci fosse stata la pandemia, comunque questi dati che lei ci ha elencato prima si sarebbero comunque verificati? Allora, sicuramente la pandemia ha dato un contributo in termini di sedentarietà, perché come dicevo prima, tra lo smart working, quindi lavoro da casa, l'impossibilità di poter effettuare attività fisica durante il lockdown, le abitudini modificate all'interno delle famiglie che tutti noi abbiamo vissuto purtroppo, hanno avuto un impatto. In ogni caso, come le dicevo prima, le previsioni ci
riportano che al di là dei 2 anni della pandemia, entro il 2035 la metà della popolazione sarà obesa, quindi il nostro compito come operatori sanitari è quello di intervenire in termini di prevenzione, quindi all'interno delle famiglie, con l'educazione alimentare verso i bambini e verso gli adulti, e cercare in questo modo di agire nei confronti di una maggiore consapevolezza delle proprie scelte alimentari e dei propri stili di vita. Quante volte l'alimentazione, quindi poi l'obesità è collegata a un problema psicologico? Cioè quante volte il cibo diventa lo sfogo sul quale il bambino o anche l'adulto si getta per risolvere quelle che sono invece delle problematiche psicologiche? Come dicevo prima, noi all'interno dell'AUSL 4 abbiamo il centro di riferimento dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione di Portogruaro, e quindi questi argomenti, queste situazioni vengono trattate principalmente a quel livello. E in ogni caso, per rispondere alla sua domanda, le dicevo anche prima, i pazienti, le persone, insomma i soggetti che soffrono di obesità o di sovrappeso hanno appunto questo accumulo eccessivo di tessuto adiposo che è causato da numerosi fattori, e alcuni di questi possono essere anche fattori psicologici, quindi può esserci un approccio sicuramente dal punto di vista psicologico che spetta in questo caso allo psicologo, mentre un approccio di tipo comportamentale e di tipo relativo alle abitudini appunto di questi bambini o di queste persone, che invece può essere affrontato dal dietista. E da lì che poi emerge anche l'importanza, come sottolineava lei prima, del coinvolgimento dell'ambiente che sta intorno alle persone, quindi della famiglia, che si tratti di un bambino naturalmente, ma anche se poi c'è un adulto coinvolto in questo. Certo, e anche, come dicevo prima, il coinvolgimento multidisciplinare, cioè di più professioni. Ad esempio questo è un caso in cui è essenziale che ci sia la collaborazione di più figure professionali. E nel caso dei bambini si coinvolge la famiglia, ma si coinvolgono anche altri ambienti legati al bambino? Sicuramente la scuola è un ambiente cioè a livello istituzionale che ha una forte influenza insieme con la famiglia, e poi sicuramente al giorno d'oggi anche un aspetto relativo alle modalità di diffusione di informazioni tramite i social, quindi la TV, i social, sicuramente anche questi hanno un ruolo importante. In ogni caso è stato visto che la famiglia ha il ruolo predominante, quindi agendo a livello di educazione alimentare innanzitutto sull'adulto, che con l'esempio appunto insegna al bambino la corretta educazione, e questo bambino sarà l'adulto di domani. E quindi la fase di prevenzione è fondamentale anche in questo senso. È fondamentale. Purtroppo oggi mi sento di dire che almeno in Italia il paziente con obesità o sovrappeso purtroppo viene inviato alla nostra attenzione quando già sono presenti delle comorbidità. Sarebbe invece auspicabile che venisse inviato in termini preventivi anche un po' prima, ecco. Quanto può durare un percorso presso i vostri centri per ritornare ad un peso normale? Immagino poi cambia anche da quanto grave sia la situazione di obesità del paziente che si rivolge a voi, ma mediamente? Sì, infatti è individuale, noi valutiamo alla prima visita il paziente, prendiamo le misure antropometriche e definiamo appunto la durata del percorso, che va da un minimo di 10 sedute, perché comunque per garantire un cambio delle abitudini un minimo di 10 sedute sono necessarie. Alle volte però, diceva lei prima, è necessario intervenire anche chirurgicamente. Sì, in questo caso quando il paziente ha fallito i tentativi tramite la dieta o comunque la terapia dietetica, viene inviato ai colleghi di Portogruaro, che lo prendono in carico per il percorso di chirurgia bariatrica. Quindi si tratta di approcciarsi al problema a livello chirurgico e non più comportamentale. C'è un rischio di... o almeno non solo. Certo, c'è un rischio di ricaduta poi nel paziente che è riuscito a raggiungere un peso ideale e poi di tornare a ricadere ad affrontare di nuovo questo problema?
Ecco, questa è una domanda interessante perché sicuramente sarebbe molto utile andare ad approfondire quali sono i meccanismi fisiologici e biologici implicati nella ripresa del peso corporeo, perché purtroppo tante volte anche gli operatori sanitari in un certo senso colpevolizzano il paziente quando riprende peso, quasi come se appunto fosse solo una sua colpa o responsabilità. A mio avviso è importante rendere il paziente consapevole più che colpevole, quindi fargli presente che qualsiasi sua scelta si può ripercuotere poi su una ripresa di peso corporeo. Tuttavia sarebbe anche utile che la ricerca approfondisse i meccanismi fisiologici che sono implicati in questa ripresa, perché non è detto, ecco, che siano collegati solo a delle condizioni che si possono prevedere, ecco. È molto importante questa ultima sottolineatura che ha fatto. Dottoressa, io la ringrazio davvero tantissimo per il suo intervento in questa giornata dell'obesità, per averci fatto questa fotografia della situazione, ma anche per averci spiegato molti aspetti che magari vengono sottovalutati. Quindi grazie davvero alla dottoressa Rosaria Amabile, dietista dell'USL 4 Veneto Orientale. Dottoressa, buon lavoro, buon fine settimana e torneremo ad aggiornarci con lei. Grazie ancora. A presto. Arrivederci. Grazie davvero, questa è un'analisi importante, appunto oggi 4 marzo è la giornata mondiale dell'obesità, avete sentito i dati in prospettiva da qui ai prossimi anni, quindi è necessaria questa azione di prevenzione a partire dai più piccoli, ma con l'esempio degli adulti, perché è sempre fondamentale nel momento educativo insegnare anche al mangiar bene e all'attività fisica che aiuta a contrastare questo problema. Continuiamo a parlare di salute spostandoci sul fronte Covid, perché la Regione in queste ultime ore ha aggiornato il piano di sanità pubblica, il contagio cala ma l'attenzione resta alta, soprattutto guardando alle dinamiche cinesi e poi c'è l'altro fronte, quello giudiziario, con l'inchiesta sulla zona rossa in Lombardia. Arrivano le parole del professor Guerriere, epidemiologo, che dice: attenzione, non si perda di vista l'approccio scientifico. Sono conti che si possono fare, bisogna vedere la bontà del conteggio. D'altro canto si può anche dire che avremmo potuto fare molte cose in maniera diversa e che questo probabilmente avrebbe potuto risparmiare tante vite e tante sofferenze e tanti anche problemi economici. Sta di fatto che noi siamo stati travolti da questo virus, credo che tutti si siano impegnati al massimo per fare il meglio. Non entra nel merito della vicenda, ma auspica non si abbandoni il metodo scientifico l'epidemiologo veronese Massimo Guerriero, guardando l'inchiesta della Procura di Bergamo sui presunti ritardi dell'istituzione di una zona rossa a Nembro e Alzano, epicentro del virus, per cui è finito sotto inchiesta anche l'ex premier Conte. 3 anni fa la pandemia era nel pieno della sua forza letale, oggi lo scenario è tutt'altro, calano ricoveri e contagi, ma soprattutto i decessi, sotto la soglia dei 50 al giorno in tutto il paese. È chiaro che chi non è vaccinato sarà continuamente esposto a questo virus che, sottolineiamolo, non sparirà, cioè avremo a che fare con il virus anche l'inverno prossimo, evidentemente. In Veneto più di un 80enne su 2 non ha la 4ª dose, eppure, dice Guerriero, l'attenzione va tenuta alta. Le curve dalla Cina, dove l'immunizzazione è stata poco efficace, parlano chiaro. Cina di nuovo alla ribalta per un report dell'FBI americana che torna a suggerire l'ipotesi di un virus partito da un laboratorio, ma anche qui la scienza invoca cautela. Già prima Pechino era chiusissima, figuriamoci se adesso si riesce ad avere qualche informazione aggiuntiva o che l'FBI riesca a ottenere informazioni aggiuntive per poter dare una notizia che sarebbe pesantissima, ovviamente. E questo nel giorno in cui la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarina, ha approvato un ulteriore aggiornamento del piano di sanità pubblica che consente alle strutture sociosanitarie di rivedere le modalità di accesso. Aumentano anche i posti letto Covid stabili. Questo significa liberare postazioni per i ricoveri ordinari. Tappa Mestrina ieri per Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, ad un mese dall'avvio della raccolta firme per la proposta di legge regionale sul fine vita.
Dobbiamo raccogliere 7.000 firme da depositare poi in Consiglio regionale e portare quindi poi alla discussione del Consiglio regionale questa proposta di legge. A un mese dall'avvio della raccolta firme per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito, Marco Cappato ha fatto tappa anche a Mestre, iniziando con un controllo della polizia locale che prima ha interrotto il dibattito non violento, successivamente ha identificato gli organizzatori, poi tutto è proseguito normalmente. Il Veneto è la prima regione d'Italia a essere partita con questa raccolta firme. In Italia è già possibile a certe condizioni ottenere l'aiuto medico alla morte volontaria. Quello che manca sono procedure certe a livello regionale, tempi e scadenze certe, perché un malato non debba essere costretto ad aspettare magari anni una risposta del sistema sanitario. Ecco perché è importante che le regioni, che i sistemi sanitari regionali si dotino di queste regole, di queste procedure. La nostra, come Associazione Luca Coscioni, è una legge di iniziativa popolare per chiedere che in 20 giorni il sistema sanitario verifichi se effettivamente il paziente è in condizioni di lucidità, di irreversibilità e di insopportabilità della sofferenza e quindi possa ottenere l'aiuto alla morte volontaria. Abbiamo ricevuto, devo dire, un grande segnale di attenzione, di disponibilità dal presidente Zaia, in particolare sul caso di Stefano Geller, del nostro attivista iscritto all'Associazione Luca Coscioni, Stefano Geller. In poche settimane sono già molte le firme raccolte. Si può firmare in tutte le province del Veneto. C'è il sito liberisubito.it dove c'è una mappa interattiva costantemente aggiornata con tutte le indicazioni sui punti di raccolta. I cittadini sono assolutamente favorevoli e coinvolti su queste tematiche e firmano in maniera convinta. Non è una firma tanto per dare, ma è una firma con consapevolezza, con conoscenza del tema. È una libertà che, come sul divorzio, come sull'aborto, poi ciascuno valuta se accedere, se scegliere di attuare questo diritto. Negare però la possibilità di scelta credo che sia un modo di non rispettare la vita, l'umanità delle persone. L'esercito ha ceduto il controllo del Mose al Consorzio Venezia Nuova. Il sistema è in continuo miglioramento, ha detto il commissario Elisabetta Spitz. Per alzare le paratoie siamo passati da 90 a 30 minuti. Mentre i militari e tecnici civili sono schierati all'esterno, il passaggio di consegne dall'esercito al Consorzio Venezia Nuova del Ponte Radio, che comanda le 78 paratoie del Mose, avviene nella sala di controllo che si trova nell'isola artificiale della Bocca di Porto del Lido. L'intervento è iniziato nei primi mesi del 2020, quindi in piena pandemia, e oggi ci troviamo con un sistema particolarmente efficiente e funzionante che già dal 3 ottobre del 2020 stesso ha permesso l'innalzamento delle paratie. In questi primi 3 anni di servizio del Mose, quasi 300 tecnici e operatori del 7° Reggimento Trasmissioni di Sacile si sono avvicendati in 100 test di sollevamento delle paratoie e 45 azioni di contrasto dell'acqua alta. La prima volta che noi abbiamo sollevato il Mose abbiamo impiegato 92 minuti a sollevarlo, oggi ne impieghiamo 30, quindi queste 100 prove sono state più che utili per far funzionare in maniera sempre più efficiente il Mose e anche ridurne i costi di gestione. Difesa Servizi SpA è la società del Ministero della Difesa che ha coordinato l'attuaziamo degli interventi di questi primi 3 anni. Noi risolviamo i problemi, o meglio aiutiamo a risolvere i problemi del Paese. In quanto società pubblica abbiamo questo incipit e lo svolgiamo col massimo delle nostre forze e a quanto pare anche con qualche risultato. A raccogliere il testimone è ora il Consorzio Venezia Nuova. Abbiamo fatto anche una formazione specifica per i nostri dipendenti con appunto i militari dell'esercito che l'hanno fatto sino ad oggi. Insomma è giusto che oggi sia il Consorzio a prendere in mano anche questa attività in previsione della conclusione sostanzialmente dei lavori. Il Mose attraversa infatti ancora una fase sperimentale che dovrebbe concludersi in autunno col completamento delle 2 conche di navigazione.
La città e tutti i cittadini veneziani non possono che dire un grande grazie a tutti coloro che hanno lavorato per quest'opera e oggi in particolare all'Esercito che c'era in quei giorni di acqua alta eccezionale dell'ultima acqua granda, operativo sul campo, e poi c'è stato nella fase che ha consentito di far partire il Mose. Il mercato occupazionale è in crescita, ma mancano lavoratori e l'allarme lanciato da Confapi Padova. Siamo circa 6-7 persone che stiamo cercando e facciamo un numerosissimo un elevato numero di colloqui ai quali però troviamo una poca risposta. Trovare lavoratori è difficile. Assumere diventa un'impresa ardua per le imprese, un po' in tutti i settori, come ci spiega Luigi Bazzollo, titolare di Vebi Istituto Biochimico e presidente di Union Chimica Confapi Padova. L'allarme, in un contesto come quello veneto, fatto di tantissime piccole e medie imprese, è diffuso. Fabbrica Padova, Centro Studi di Confapi, ha incrociato i dati più significativi messi a disposizione da Veneto Lavoro e Union Camere, fotografando con i numeri la situazione che raccontano gli imprenditori. La prima cosa che ci domandiamo è se la curva demografica in questo momento noi stiamo cercando in questo caso dei giovani con più o meno esperienza in queste aree, stiamo parlando di aree produttive dove non chiediamo in questo momento un'altissima professionalità, in questo caso, in altri casi assolutamente sì, ma in questo caso no. E ci domandiamo dove sono i ragazzi. Il saldo tra assunzioni e cessazioni è pari a 29.500 posti di lavoro dipendente in più. La crescita registrata nel 2022 nella regione è determinata esclusivamente dai contratti a tempo indeterminati, aumentati nel corso dell'anno a 37.400 unità e più del 26% in termini di domanda di lavoro. Manca il personale, anche se molti settori sono in espansione. Bisogna ritrovare la cultura del lavoro, sottolinea Bazzolo. Sicuramente noi dovremmo cercare di trovare una maggior voglia di avvicinarsi al lavoro. Le difficoltà dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista anche delle limitazioni che giustamente ci sono, rendono molto difficile per un giovane che ha voglia anche andare a lavorare in d'estate a trovare lavoro o farlo. E questo penso invece che sarebbe una cosa che dovrebbe essere spinta. Non esito in casi come questo ad utilizzare la parola eroe per definire il poliziotto che ha dato la propria vita nel tentativo di salvarne un'altra, quella di un anziano la cui auto era finita in un canale. Domenico Zorzino, questo è il nome dell'eroe, è un esempio di eccezionale altruismo e di come l'impegno e la dedizione vadano ben oltre il proprio lavoro e non si esauriscano una volta smessa la divisa di ordinanza. Le parole del presidente Zaia commentando la tragedia che di cui vi abbiamo dato conto nella nostra diretta con Valentina Visentin da Anguillara, con il ritrovamento dei 2 corpi senza vita dell'agente e dell'anziano 70enne automobilista finito ieri nel Gorzone che il poliziotto appunto aveva tentato di salvare. Saluto, la ringrazio per essere con noi Ilaria Ruzza, presidente del SAT PINC, il servizio accoglienza delle persone transessuali del Veneto. Grazie davvero per essere con noi, presidente. Vengo da lei, le chiedo solo 2 minuti di pazienza, ho la pubblicità e poi tutto il tempo per raccontare il vostro servizio di supporto e accoglienza tra pochissimo. Siamo tornati in diretta, saluto nuovamente Ilaria Ruzza, presidente del SAT PINC, servizio accoglienza delle persone transessuali del Veneto, che compie un compleanno importante, 10 anni di attività. In che ambiti si muove questa accoglienza prima di passare ai dati che sono molto significativi?
Sì, allora innanzitutto grazie mille per l'invito. Sì, sono Ilaria Ruzza, come ha detto lei, e rappresento il SATPINC, che è il servizio accoglienza trans di Verona, Padova e Rovigo. Il servizio ha compiuto recentemente 10 anni e l'abbiamo creato, l'abbiamo fatto nascere proprio per venire incontro alle esigenze delle tante persone trans e transgender del territorio veneto che avevano la necessità di individuare un luogo presso cui le loro necessità e i loro bisogni venissero ascoltati, e un luogo presso cui potessero eventualmente, nel caso in cui lo desiderassero, iniziare il percorso di affermazione di genere o di transizione. In 10 anni tanto è stato fatto, ad esempio dico questo, la convenzione ufficiale con 3 ospedali pubblici, quello dell'Università di Padova, l'Università di Verona e gli ospedali civili di Brescia, affinché appunto le persone che a noi si rivolgano possano trovare anche all'interno della sanità pubblica dei medici e dei professionisti competenti e che possano andare incontro alle esigenze appunto delle persone a cui noi si rivolgono. Ecco, mi è saltato all'orecchio, lei ha parlato di affermazione di genere o transizione, perché anche il lessico sta cambiando e anche il lessico è importante in questa fase di accoglienza che voi poi fate con il vostro servizio, ma che coinvolge inevitabilmente tutta la società. Sì, le parole sono importanti e anche veicolare alcuni messaggi tramite le parole è fondamentale, è fare politica anche questo. Ad esempio una parola che è un po' andata a scomparire è utilizzare transessuali, è un termine che non viene più utilizzato, si preferisce persone trans o persone transgender, e anche il percorso di transizione è preferibile usare affermazione di genere, perché appunto restituisce l'importanza alla persona che compie questo percorso di ciò che sta facendo, cioè sta affermando la propria identità di genere. Quindi sì, le parole sono importanti. Io personalmente non sono particolarmente rigorosa o fastidiosa su questo, però credo anche che l'utilizzo di un linguaggio adeguato possa portare a dei miglioramenti anche nella società in cui noi viviamo. Assolutamente. Però ecco, una cosa che ci tengo a dire è che si possono anche magari utilizzare termini desueti, ad esempio la parola transessuale o transizione. L'importante non è tanto il linguaggio che si usa quanto l'atteggiamento che si ha nei confronti di queste persone, quindi è più importante l'atteggiamento, è più importante la comprensione rispetto al linguaggio, ecco. Per come la penso io. Assolutamente sì, come il contesto anche nel quale certi termini si usano e il perché si vogliono usare. Se c'è la cattiveria, qualsiasi termine poi diventa pesante. 250 le persone supportate dai vostri 3 sportelli nel 2022, e tra queste anche delle famiglie di minori, di ragazzini o bambini. Anche questo è importante. Sì, allora bambini no, ragazzini, diciamo adolescenti, sì, chiaramente, diciamo, certo. Sì, dai 13 anni in poi abbiamo avuto veramente un'impennata di accessi negli ultimi 2-3 anni di ragazzi e ragazze molto giovani e che ovviamente accedono al nostro servizio accompagnati da entrambi i genitori. Il nostro lavoro è quello di supportare la famiglia, perché in questo caso si tratta proprio di un supporto a livello familiare, e di cercare di capire quali siano le esigenze non solo del giovane e della giovane, ma anche della famiglia stessa. Quindi il nostro supporto è a 360 gradi tramite un'equipe psicologica che è appunto disponibile e disposta a offrire supporto, e gruppi di automutuo aiuto
sia per persone transgender che per genitori di persone transgender. Quindi oltre a questo, che diciamo sono le fasi un po' iniziali, nel caso in cui la persona decidesse che vuole proseguire il percorso di affermazione di genere, il nostro servizio appunto ha convenzioni con gli ospedali per quanto riguarda il trattamento ormonale sostitutivo e con avvocati e legali per quando si tratterà, nel caso in cui lo si voglia, accedere alla rettifica anagrafica e all'autorizzazione agli interventi chirurgici. Lei ha parlato di un'impennata di accessi di giovanissimi, riusciamo a quantificarli? E poi le chiedo successivamente, le faccio un'unica domanda senza doverle interrompere, come ve lo spiegate questo? C'è maggiore consapevolezza anche nelle famiglie, mi verrebbe da dire. Sì, allora di 250, diciamo, di 250 accessi che noi abbiamo avuto, diciamo il 70% riguarda minorenni, bene o male. Ce lo spieghiamo in vari modi, soprattutto c'è una maggiore consapevolezza, si parla molto di più della questione transgender e i ragazzi di oggi si interrogano molto di più su quelli che sono gli stereotipi di genere e l'orientamento sessuale e l'identità di genere, non trovando però molto spesso una società inclusiva e disponibile ad ascoltare quelle che sono le loro esigenze. Inevitabilmente i luoghi deputati e designati a ascoltare sono le associazioni di settore. Quindi noi vediamo tra l'altro mi verrebbe da dire un quinto di questi ragazzi, perché è vero che a noi arrivano i ragazzi e le ragazze e le rispettive famiglie, però contestualmente abbiamo un sacco di richieste da parte di insegnanti, di assistenti sociali, di personale che lavora nel pubblico, che contatta il nostro servizio perché si trova a dover affrontare le esigenze e le istanze di questi ragazzini e di queste ragazzine che chiedono a loro cosa possono fare, cioè come poter viversi in maniera più libera, in maniera più accettata. E quindi le istituzioni non sono assolutamente pronte a affrontare e ad accogliere queste che sono le loro esigenze, e di rimando le istituzioni si rivolgono a noi per sapere cosa fare. C'è una maggiore consapevolezza nelle famiglie, ma mi verrebbe da chiedere se c'è maggiore consapevolezza nella società in generale. No, allora c'è una maggiore consapevolezza sicuramente nelle famiglie e nei genitori, che sono molto supportivi, sono molto disposti all'ascolto. È molto raro sentire situazioni di discriminazione pesante da parte dei familiari, cioè ad esempio le classiche storie del ti butto fuori di casa o di violenza domestica. Queste fortunatamente noi non posso dire che siano arrivate alle nostre orecchie. È vero però che al di là della cerchia familiare, che magari è appunto molto supportiva, ci sono ancora grandi resistenze in tutti gli ambienti che questi ragazzini e queste ragazzine si trovano a vivere, quindi in primis la scuola, ma anche ad esempio i luoghi in cui praticano sport, in cui si trovano a vivere in generale. E questo purtroppo porta molto spesso a conseguenze scellerate come abbandono scolastico, come anche episodi fisici di ansia, stress, autolesionismo e pensieri suicidari. Questo è il lato molto oscuro e negativo della medaglia. C'è una storia su tutte che vi è rimasta impressa, naturalmente mantenendo il massimo della privacy e della riservatezza, ma che è proprio legata a delle azioni, degli atti, immagino anche di bullismo, di violenza nei confronti di minori che stanno facendo questa affermazione di genere? Ma allora io ricordo questo fortunatamente 5 o 6 anni fa. Questa è una storia molto brutta all'interno di una famiglia che non accettava il figlio che si era dichiarato appunto trans, a cui è stato fatto un esorcismo, e questo ragazzo l'ha vissuto ovviamente in maniera terribile, perché è stata un'esperienza drammatica.
quindi questa è molto brutta, e un'altra esperienza di un istituto professionale dove però devo dire che la preside è una persona deliziosa che si è sempre confrontata con noi. Purtroppo però se da un lato c'era questa grandissima disponibilità da parte della preside e anche degli insegnanti, di rimando però non c'era da parte degli studenti che hanno pesantemente bullizzato questa ragazzina trans, non tanto in classe ma negli spazi comuni fuori dagli occhi degli insegnanti, quindi nel cortile oppure nell'autobus che questa ragazzina doveva prendere per andare a scuola, e questo ha portato la persona ad abbandonare la scuola. Questo però io credo sia anche un po' una responsabilità politica del fatto che di certe questioni all'interno delle scuole non si può parlare, cioè è assolutamente impossibile entrare all'interno delle scuole, cercare di parlare di contrasto al bullismo omobi-transfobico, in quanto appena si cerca di farlo il terrore è quello che si vada a parlare della famigerata teoria del gender, che è tornata un po' in auge anche con questa nuova legislatura e che fa tantissimi danni, perché non si può entrare nelle scuole a cercare di sensibilizzare, a cercare di creare dei percorsi di accettazione e di inclusività per tutte quelle che sono le diversità presenti all'interno dei vari istituti scolastici. Questo nel mondo della scuola, ma ci sono barriere anche nel mondo del lavoro nel momento in cui è necessario inserirsi nel mondo del lavoro, e per questo voi vi occupate anche e soprattutto dell'aspetto lavorativo delle persone transessuali. Sì, allora noi abbiamo avviato e aperto uno sportello lavoro. Diciamo che tra le tante difficoltà che una persona transgender deve affrontare, direi che una tra le più grosse è quella dell'accesso al mondo del lavoro. Questo perché? Perché la persona transgender, prima di avere la rettifica anagrafica, quindi di avere il documento modificato con il nome di elezione, continua a dover presentare un documento che non la rappresenta. Cioè è come, ad esempio, faccio un esempio molto banale: se io sono nata biologicamente uomo, però io mi presento come Ilaria e visibilmente sono Ilaria, ma il mio documento dice altro, porta il mio nome anagrafico al maschile. È evidente che questo crea un grandissimo imbarazzo, in primis per la persona transgender, perché non solo nel mondo del lavoro, ma pensiamo a tutte quelle occasioni in cui deve essere esibito un documento, in posta, in banca, quando le persone vengono fermate dalle forze dell'ordine. Quindi la persona è costretta sempre a un coming out forzato, a dover spiegare alla persona che si trova di fronte che sta affrontando un percorso di affermazione di genere, e non è sempre detto che la persona che ci si trova di fronte sia così disponibile e ad accogliere, no? O a capire. In più, nel mondo del lavoro molto spesso i datori di lavoro, anche a fronte di persone altamente specializzate, altamente qualificate, vivono la condizione transgender della persona più come un problema piuttosto che una risorsa. Quindi piuttosto che assumere una persona trans che non so poi magari come gestire, preferisco non assumerla a priori. Quando in realtà ci sarebbero delle piccolissimi accorgimenti. Infatti noi quello che facciamo nello sportello lavoro è offrirci anche ai datori di lavoro per supportarli in quello che potrebbe essere un'eventuale assunzione, perché sono accorgimenti veramente molto basilari. Oltre al problema relativo ai datori di lavoro che fanno molta fatica, diciamo, a inserire una persona trans nel loro organico, c'è poi tutta la parte relativa agli eventuali colleghi. Infatti ci sono stati anche molti episodi purtroppo di mobbing da parte di colleghi nei confronti di persone transgender che lavoravano con loro. Quindi noi con questo nostro sportello
Abbiamo individuato, diciamo, delle aziende sul territorio veneto, circa una settantina, che noi definiamo virtuose, in realtà lo dovrebbero essere tutte, però queste 70 aziende sono entrate nel nostro database e sono aziende che si sono dette assolutamente disponibili all'assunzione di una persona transgender a fronte di un curriculum interessante e di competenze appunto interessanti. Non è solo un problema burocratico di documenti che non corrispondono poi a quella che è la persona che si ha davanti, ma c'è anche una forma di rifiuto nell'accettare, perché poi se si sfocia in atteggiamenti di mobbing, chiaramente non è solo una mancata corrispondenza momentanea tra la documentazione e la persona che si ha di fronte. Certo, c'è un po' questo grande pregiudizio che continua ad aleggiare sopra la testa delle persone trans, un pregiudizio che è stato anche spesso purtroppo alimentato da cattiva stampa che ha fatto cattiva informazione. Sono stati veicolati dei messaggi, ad esempio, molto spesso purtroppo, un po' adesso sta andando a scomparire fortunatamente, però fino a poco tempo fa si pensava che l'unica possibilità per una donna trans fosse quella della sex worker, della prostituzione, quando in realtà non è assolutamente così, cioè si continua allora innanzitutto nell'immaginario collettivo si pensa sempre alle donne trans, quando in realtà percentualmente sono più gli uomini trans, cioè persone biologicamente alla nascita nate donne che hanno deciso di intraprendere un percorso di affermazione al maschile. Se ne parla pochissimo perché sono persone invisibili, nel senso che se non te lo dicono loro non si riuscirebbe mai a capire o a capire che quella persona è trans. Quindi già c'è questa immagine sbagliata, no? Si tende sempre a pensare che la maggioranza siano le donne trans quando in realtà sono gli uomini trans, e poi ripeto è sempre stata fatta molto spesso una scarsa, cioè un'informazione sbagliata, errata nei confronti di quello che è il mondo delle persone trans e transgender, e volendo molto spesso sottolineare sempre più la pruderie o la parte legata allo scandalo sessuale, ricordo ad esempio Marrazzo, piuttosto che quello che sono le persone transgender, cioè sono tante, i numeri parlano chiaro e sono persone che hanno anche delle grandissime qualifiche, persone che hanno studiato all'estero, che parlano benissimo le lingue, che hanno delle competenze, sono persone come ovviamente tutte le altre, solo che quando si arriva alla presentazione del documento, nel momento in cui il documento non è conforme all'aspetto fisico, lì iniziano i problemi, e questo è un grandissimo pregiudizio che dovrebbe essere scardinato a nostro avviso. Sono persone, punto e basta, giustamente, come ha detto lei, e non serve aggiungere altro, credo. Che cosa bisognerebbe fare allora per evitare questi problemi? Perché voi affiancate, faccio un passo indietro, voi affiancate, diceva, le aziende, ma affiancate anche il lavoratore transessuale. In che modo? Aiutandolo come? Ma allora, guardi, io credo che la parola fondamentale sia formazione e informazione. Una formazione, una informazione corretta, giusta, fatta da persone che la sanno fare. Allora, se all'interno delle scuole, ad esempio, che è il primo luogo in cui si formano le generazioni del domani, e all'interno dei luoghi di lavoro, in primis quelli pubblici, no? Quindi ad esempio nelle anagrafi, nei comuni, eccetera, cioè tutti quegli sportelli o tutti quei luoghi in cui la persona transgender può arrivare, si facessero dei corsi di formazione e informazione su quella che è la realtà delle persone transgender, io credo che già qui riusciremo a portare a casa un grandissimo risultato. Non credo che debba sempre stare alla buona volontà del singolo. Credo che debba essere proprio una prassi politica che la regione, che lo Stato mette in piedi, dal momento che, ripeto, le persone transgender sono persone come tutti e tutte le altre, hanno tutti i diritti come tutti gli altri, sono cittadini e cittadine italiane, quindi non vedo perché si debbano sentire continuamente discriminate ogni volta che vanno ad esempio in posta, in banca o all'anagrafe, o anche solo mandano un curriculum che viene rigettato
perché il futuro datore di lavoro non sa come gestire questo o questa potenziale candidata. Ultimissima domanda, molto ruota intorno a questa mancata corrispondenza tra la persona che sta facendo questo percorso di affermazione di genere e il documento. Legalmente come si potrebbe intervenire? Cioè nel momento in cui la persona è arrivata ad un certo punto di questo percorso, modificare anche il documento, cioè che queste due procedure vadano parallelamente. Sì, allora si potrebbe snellire assolutamente il processo. Allora, per chi non lo sa, per ottenere la rettifica anagrafica del documento, la persona deve andare in tribunale, quindi deve trovare un avvocato e intentare, cioè legalmente è così, cioè io intento una causa al mio comune mio tribunale di residenza in quanto mi è stato assegnato un genere alla nascita che non è quello a me conforme. Allora, questo capiamo benissimo la problematica dove stia, cioè nella lungaggine della giustizia. Lungaggine che è per tutti e per tutte, per qualsiasi cosa. Però pensiamo appunto a una persona trans o transgender che quando inizia il percorso per la rettifica anagrafica del documento possono volerci anche 2 anni e mezzo. Cioè 2 anni e mezzo in cui questa persona vive in un limbo. Quindi sicuramente si dovrebbe agevolare la procedura per la rettifica anagrafica, possibilmente anche senza passare per un tribunale, perché ricordiamoci che i costi legati a questo sono tutto a carico della persona, che si deve pagare l'avvocato, pagare i contributi, eccetera, eccetera. Potrebbe essere molto snellita facendo come si fa in altri paesi europei, quindi non passando più per il tribunale, ma tramite una pratica anagrafica. Cioè io, diciamo, mando la mia pratica all'anagrafe di residenza, quindi non devo passare per il tribunale, non mi devo trovare un avvocato, non devo trovare un giudice che mi autorizzi o meno a questa rettifica, e quindi sarebbe tutto molto più snello e molto più veloce. Insomma, anche in questo caso la burocrazia è un ostacolo alla vita serena di una persona. Grazie davvero a Ilaria, perché ci ha dato molti elementi in più sui quali riflettere noi tutti come componenti attivi della società. Grazie davvero e buon lavoro a lei e a tutte le persone che stanno al servizio di accoglienza delle persone transessuali del Veneto. Grazie, buon lavoro, e torneremo ad aggiornarci con altre storie e altri elementi importanti su cui riflettere. Grazie davvero Ilaria, buon sabato. Grazie a voi. Grazie. E adesso ancora pochi minuti, ma andiamo a Bassano, perché continua a far discutere il recente restauro dell'Alpino affrescato sull'angolo all'imbocco proprio del storico simbolo di Bassano, il Ponte degli Alpini. Vediamo. Gli antichi dicevano de gustibus non disputandum est, eppure la disputa sull'Alpino di Angarano, sull'affresco che campeggia proprio all'entrata del Ponte Vecchio qui a Bassano, continua a tener banco e continua a dividere non solo i bassanesi ma anche i turisti. Posso dire che non è di mio gusto totalmente, quindi se devo esprimere un parere dico che non mi fa impazzire come affresco, come dipinto. Grazie. Lei? Hanno sbagliato un po' le proporzioni, sembra. C'è una bocca un po' piccola e un naso un po' grande, è vero, sì, mi sa che è stato sbagliato qualcosa, qualche dimensione. Ecco. Un po' lontano dall'idea dell'alpino, insomma. Sì, molto diversa, guardando l'immagine sì, penso che chiunque può notare questa cosa. Devo dire che all'arte non si devono mettere limiti, per cui non avrei nulla da dire sul tema. A lei piace questo affresco? No, perché io sono stato alpino, però la penna non l'avevo giù, l'avevo sopra, riguardavo il cielo. Il naso non è uscito molto bene, in effetti, credo si potesse fare di meglio, vuol dire anche in ossequio alle tradizioni, mio papà è alpino e i miei zii sono alpini, quindi poteva uscire migliore. Questo sì. Insomma, non rappresenta al meglio, secondo lei, la fierezza di un alpino che guarda verso le montagne? No, non coglie il mio gusto, ecco. A lei piace questo affresco? Ma per niente, Madonna, fa paura. Che cosa è sbagliato, secondo lei, un po'? Come mi ha detto ieri sera per televisione, che roba è? La bocca, gli occhi, il naso. È tutto fatto male.
esteticamente a lei piace? Sembra un maiale. Ha il naso da suino un po'. Da suino, sì. Complessivamente le piace comunque? Non molto. A lei signora? Insomma. Lo stesso. La bocca mi sembra strana, il naso mi sembra quello di un scimmiotto, non ho bello il mio, però neanche questo non è proprio il massimo. E gli occhi da bambolina, forse. Insomma, Sì. diciamo che si poteva fare meglio. Si poteva fare meglio. Il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, e le donne e gli uomini della Polizia di Stato si stringono intorno alla famiglia del poliziotto eroe, assistente capo coordinatore Domenico Zorzino, in servizio nel reparto prevenzione crimine Veneto, che ha sacrificato la propria vita nel prestare soccorso ad un anziano automobilista. Il poliziotto, esempio di eccezionale altruismo, libero dal servizio, nella serata di ieri viene ricordato in una nota, ha notato un'auto che si stava inabissando nel canale Gorzone ad Anguillara Veneto. Dopo aver chiamato i soccorsi non ha esitato a gettarsi in acqua per salvare il conducente. Purtroppo nella mattinata di oggi il fiume ha restituito i loro corpi. Il poliziotto lascia la moglie e un figlio 17enne. Il capo della polizia Giannini esprime il proprio cordoglio per la grave perdita che addolora tutti i poliziotti che quotidianamente operano per la sicurezza dei cittadini. Naturalmente in queste ore si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio e di vicinanza alle famiglie delle due vittime della tragedia di Anguillara Veneta, l'automobilista 70enne finito con l'auto ieri sera nel fiume Gorzone, del poliziotto appunto che si è gettato per tentare di salvarlo. E questa mattina insieme a Valentina Visentini vi abbiamo raccontato in tempo reale l'esito drammatico delle ricerche con il ritrovamento dei due corpi senza vita. Questa sera nell'edizione regionale del nostro telegiornale a partire dalle 18:30 tutta la cronaca di questa giornata e tutte le notizie naturalmente principali dal Veneto. Chiudiamo qui questa prima edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon pomeriggio, buon sabato.